Educhiamo ed educhiamoci al rispetto e all'amore. Vi chiedo un fortissimo applauso in onore di Giulia Cecchettin perché diventi il simbolo di un cambiamento reale. Buongiorno, buon pomeriggio. Come state? Vi do ufficialmente il benvenuto alla prima assemblea di Confimindustria Veneto. Grazie. Mi perdonerete un po' l'emozione e mi perdonerete se leggo qualche riga perché veramente siete tanti ed è bellissimo vedervi qui con me. Sono Maria Chiara Tonello, imprenditrice e associata di Confimindustria Veneto. Sono la titolare di Make Your Wish Creiamo Eventi, che è un'agenzia che si occupa di creare e organizzare eventi aziendali, e di Make Your Content, che è un'agenzia di comunicazione e digital marketing. Ho avviato la mia azienda nel 2019 e poco dopo sono entrata a far parte di Confimindustria Veneto. Da giovane imprenditrice, essere socia e far parte di questa realtà è davvero un motivo di orgoglio personale. Ha reso il mio percorso più avvincente, mi ha permesso di poter confrontarmi con altri colleghi imprenditori come voi, di incontrare e conoscere nuove realtà e nuove aziende. Mi sono sempre ritrovata in un ambiente favorevole al dialogo e al confronto costruttivo, in cui tessere nuovi rapporti personali e soprattutto lavorativi. Far parte di questa grande associazione ha contribuito e continua tuttora a costruire la storia di successo della mia azienda. Dopo quasi 5 anni, abbiamo sede a Vicenza e a Milano, abbiamo assunto 7 giovani dipendenti e siamo in grado di coordinare eventi in tutta Italia e in tutta Europa. Una crescita che mi rende profondamente orgogliosa di far parte di Confimindustria Veneto, che ha coadiuvato il mio percorso verso il successo e il raggiungimento di questi traguardi. Quindi è davvero, davvero un onore poter essere qui con voi e avere l'opportunità di presentare questa prima assemblea del Gruppo Veneto. Prima di iniziare, quindi, vi ringrazio di essere qui, vi chiedo di farvi un grande applauso e dopo aver ringraziato voi, ringrazio gli sponsor per averci supportato nella realizzazione di questo evento e ve li nomino velocemente. Unicomunicazione SRL, Euroinformatica SPA, BCC Verona e Vicenza, Eurointerim SPA, Vanguard Group e San Marco Capital. Adesso direi che iniziamo con un leggerissimo ritardo, quindi dobbiamo andare veloci. Iniziamo questa prima assemblea del gruppo e invito a salire qui sul palco con me il presidente di Confimindustria Veneto, Alessandro Trentin. Vieni Alessandro, benvenuto. Ti lascio la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie Maria Chiara.
Beh, avete visto che abbiamo cominciato con una giovane imprenditrice. Il numero delle nostre donne imprenditrici è in continuo aumento, questa è una speranza per il futuro, per tutte quelle ragazze che si affacciano al mondo del lavoro e scelgono di farlo in maniera indipendente come abbiamo fatto noi. E quindi mi appresto a leggere la mia relazione e quindi autorità, colleghe e colleghi, gentili ospiti tutti. Desidero innanzitutto darvi un caloroso benvenuto, adesso si sente, alla prima assemblea di Confindustria Veneto. Abbiamo visto poco fa scorrere qualche numero sulla nostra consistenza in Veneto, dove, lo voglio ricordare, siamo presenti a livello territoriale da oltre 60 anni, con la denominazione API e poi Apindustria. Al di là dei nomi che possono cambiare, la nostra mission è rimasta quella del primo giorno: rappresentare gli interessi e le istanze delle industrie e delle imprese private. Ho già in passato sottolineato questo concetto e mi appresto di nuovo a sottolinearlo. Noi siamo liberi imprenditori privati. Perché è importante che questo sia chiaro? Perché non è scontato che la rappresentanza datoriale abbia come fondanti questi tre valori. Liberi perché molti di noi sono stati lavoratori dipendenti, operai e operaie, impiegati e impiegate, che poi, per un senso innato di libertà, voglia di emergere, voglia di creare, voglia di autorealizzazione, hanno affrontato la sfida della competizione. La vita dei liberi non è pensare a quando si andrà in pensione. La vita dei liberi non è pensare e passare il tempo a studiare le pieghe della legge per trarne vantaggio. La vita dei liberi non è quella di prevaricare il prossimo, ma di sfidarlo a fare meglio mentre facciamo altrettanto. La libertà può avere un prezzo molto elevato e questo lo sappiamo da sempre, da quando esiste il genere umano. Millenni di evoluzione, di sacrifici, di guerre, di avanzamenti tecnologici, di valori che sono divenuti, se mi concedete il termine, il nostro DNA culturale, ci hanno portato come europei ad essere un benchmark, se non addirittura un riferimento a cui tendere per gran parte del mondo. La nostra Europa è un continente che ha visto il più alto grado di sviluppo nelle arti, nella tecnologia, nella filosofia, nell'economia. Da qui sono sorti sistemi culturali ed economici che sono stati poi adottati ovunque. Certo non sono mancate le pagine buie nella nostra storia. Non siamo stati scevri da guerre, dominazioni e assolutismi, anche di recente. Ma la storia ci dice che siamo arrivati prima di altri a raggiungere un'ampia fascia di popolazione, un livello di benessere non riscontrabile altrove. In Veneto, il Veneto, in tutto questo ha saputo ritagliarsi un ruolo rilevante basando la propria fortuna non sull'estensione territoriale, ma sulla forza della propria economia. Un'economia di dialogo e scambio con territori remoti e civiltà differenti, unite non con il gioco del ferro e del fuoco, ma sotto il sole degli affari. Venezia, unico albergo ad i nostri di libertà, di giustizia, di pace, unico rifugio dei buoni, città ricca d'oro ma più di nominanza, potente di forze ma più di virtù, sopra solidi marmi fondata, ma sopra più solide basi di civile concordia, ferma ed immobile. Così scriveva Francesco Petrarca nel 1364. E poi, Venezia nel 1500 era un indiscusso centro del potere economico e finanziario. Era la Wall Street di oggi. A Rialto si negoziavano tutte le commodities mondiali. I vari stati europei ed extraeuropei avevano le ambasciate e i magazzini come Portofranco, i fondaci. Non solo. Grazie alla crescita economica, cresce e si diffonde la cultura. Padova, tra le più antiche università del mondo, nasce nel 1222 da docenti e studenti che lasciano Bologna cercando una maggiore libertas scolastica. Anche qui torna il valore della nostra libertà. Nel 1678 si laurea in Veneto la prima donna della storia. Sicuramente la prima per la quale esistano fonti certe, quando nel mondo di allora alle donne spesso veniva negato l'accesso all'istruzione. Il suo nome è Elena Lucrezia Corner.
Questo nome, oggi, dopo i recenti e tristissimi fatti di cronaca, deve rafforzare la nostra speranza che il mondo possa essere migliore. Quella ragazza, Elena Lucrezia, combatte contro il vescovo di Padova, contro l'opinione pubblica dominante, combatte contro tutti, ma ha al fianco il padre e la madre. E qui è il valore della famiglia. Quando le cambiano la tesi di laurea ad Elena per impedirle di prepararsi, la sua reazione è quella di studiare anche di notte. Si laurea con il massimo dei voti davanti a una folla immensa. Dispiace che, di fronte a questa storia di sfolgorante bellezza e speranza, esistano poche scuole che ne portano il nome. Dispiace ancor di più che la sua storia venga raramente affrontata nelle scuole e che, anzi, sia ignota a tanti docenti. Assessore Donazzan, a lei che porta il nome di Elena Corner, chiedo di essere a nostro fianco per promuoverne la conoscenza. Diamoci l'obiettivo di raddoppiare gli istituti in Veneto a lei intitolati. Lo dico da padre di una ragazza di 12 anni che deve avere le stesse opportunità di carriera e di salario, la stessa possibilità di esprimere i propri talenti, la stessa libertà di muoversi e divertirsi senza sentirsi in pericolo che hanno i suoi coetanei maschi. Come avrete capito da questo mio excursus sul passato, sono convinto che riflettere sul futuro da costruire insieme del Veneto e dell'Europa non possa prescindere dalla conoscenza della nostra storia e da quanto profonde siano le radici delle nostre libertà. Vengo al secondo... Grazie. Vengo al secondo termine usato per la nostra associazione, imprenditrici e imprenditori. Che definizione darne? A me piace pensare a quella di persone che credono in se stesse, spinte dal desiderio di creare prodotti e servizi innovativi per migliorare la condizione di vita di tutti, assumendosene i relativi rischi, in modo consapevole. Aggiungo che in particolare nel nostro Paese, mettersi in gioco intraprendendo vuol dire anche confrontarsi con un ambiente poco favorevole all'impresa, dove burocrazia, tassazione, incertezza del diritto paiono voler penalizzare anziché incoraggiare chi vuole generare valore. Mi sovviene un concetto che mi ha fatto molto riflettere, attribuito a un grande imprenditore come Warren Buffett. Dice Buffett, nella generazione precedente, l'uomo più ricco del mondo, il magnate del petrolio Rockefeller, sarebbe potuto morire di una semplice infezione cutanea e per quanti soldi avesse, il suo benessere era effimero. Oggi un dipendente appena assunto nella mia azienda può permettersi l'accesso alle stesse cure che io, uno degli uomini più ricchi del pianeta, posso permettermi. Questo è il segnale tangibile dell'aumento del benessere in un'economia competitiva e libera. Continua Buffett con un certo stupore, a 90 anni. A casa ho un televisore che mi permette di stoppare una partita di calcio in diretta e tornare indietro per rivedere un'azione. Incredibile, vero? Lo stesso internet non è più un asset che dipende dalla ricchezza, ma dalla curiosità e dalla capacità degli individui di saper sfruttare questo mondo immenso di informazione praticamente a costo zero. Accessibile a tutti, anche tra i più poveri del mondo, che sono sempre meno. Ormai un accessorio indispensabile è avere un device collegato ad internet perché la diffusione di queste meraviglie hanno prezzi sempre più bassi, ormai accessibili a tutti. Questo accade perché un'economia basata sull'innovazione del prodotto e del servizio si diffonde naturalmente a tutte le classi sociali. In un'economia di mercato come la intendiamo noi, non ha alcun senso economico avere una ristretta elite di super ricchi e una massa infinita di poveri. L'economia ha un senso monetario e sociale se viene distribuita in maniera naturale, premiando i più bravi e permettendo a tutti di poter sviluppare il proprio potenziale anche senza avere alle spalle una famiglia benestante. Come associazione, questo abbiamo sempre sostenuto e perseguiremo senza indugio e in maniera decisa. Cosa vogliamo in una parola? Meritocrazia. Purtroppo non da oggi nel nostro paese prevale la volontà e la logica del livellamento. Non c'è distinzione tra chi si impegna e chi no.
non c'è premio. Si eliminano quasi i voti e le bocciature a scuola per non ferire gli animi, ma si toglie la possibilità ai ragazzi di gioire o dispiacersi per un risultato scolastico. Non si permette loro di fallire e di capire che nello studio sono artefici del proprio destino, voti compresi. Spesso non c'è premio neanche per le imprese, almeno per quelle italiane che si trovano asfissiate da una pressione fiscale che non permette loro di competere neppure con i vicini di casa tedeschi, francesi, spagnoli e così via. Non è moralmente accettabile. Non lo è più. Questo governo in particolare sta mettendo mano ad una riforma totale del fisco partendo dalle fondamenta. È una battaglia che ci impegniamo a sostenere con tutte le nostre forze, consapevoli che non sarà per nulla semplice, perché le pressioni in senso contrario saranno fortissime. Tuttavia è un passaggio obbligato che permette alle imprese italiane di generare e distribuire ricchezza in misura superiore a quanto è accaduto negli ultimi 30 anni, se è vero, come è vero, che i salari medi italiani sono scesi, non aumentati, del 3% dal 1990 contro un aumento medio nell'Unione Europea che sfiora il 30%. Numeri alla mano, non è corrisposta una concentrazione di ricchezza in mano a pochi. Sono risorse che sono state drenate alle imprese, che non hanno potuto investirle per competere, il che vuol dire non solo tecnologia, ma anche remunerazione dei propri collaboratori. Il cosiddetto lavoro povero non c'è nelle nostre aziende. Il recente dibattito sul salario minimo, comunque la si pensi, ha avuto un grande pregio. Ha permesso di accendere dei riflettori sulle vere situazioni critiche che non ci riguardano. L'impresa privata deve essere conservata, incentivata, protetta come bene sociale. Privata come quella che Confindustria è chiamata a tutelare. Noi non abbiamo tra i soci imprese pubbliche. Non è possibile, riteniamo, difendere le imprese private se al contempo si devono gestire gli interessi di imprese a controllo pubblico che giocano con regole e obiettivi diversi e talvolta divergenti alle nostre. Noi ci impegniamo a sostenere i rappresentanti politici e gli amministratori che vorranno tutelarci perché così facendo tuteleranno le generazioni future. Non chiediamo poi molto. Partiamo con una richiesta facile. Basta bonus tossici, basta incentivi. Lasciate i soldi alle aziende e vedrete che sapranno come utilizzarli meglio di come sia previsto nel migliore dei bandi. Ma arrivano le 6. Facciamo ripartire un sogno. Torniamo ad essere felici, perché gli studi del World Economic Forum ci relegano tra i paesi più infelici al mondo, nonostante viviamo in uno dei paesi più belli del mondo. Siamo circondati dalla bellezza e non riusciamo a goderne. Torniamo ad essere l'Europa vera, confederata, in pace e laboriosa, piena di talenti che con le loro capacità ci fanno avanzare tutti verso un futuro migliore. Un'Europa, quella attuale, che è cresciuta nel numero dei paesi, ma che deve ripensare i propri meccanismi decisionali. Siamo troppo lenti, troppo spesso tenuti in scacco da piccole minoranze, uniti di nome ma incapaci di esprimere un'unica posizione su dossier fondamentali. Guardo ora a casa nostra, dove dopo 6 anni da un referendum sull'autonomia differenziata non siamo ancora arrivati al dunque. Quanto dovremmo aspettare ancora? E concludo con una riflessione che faccio mia sul concetto di civiltà, che mi ha molto colpito. Uno studente chiese all'antropologa Margaret Mead quale riteneva fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di ami, pentole di terracotta o macine di pietra o cose riguardanti la tecnologia, ma non fu così. Mead, l'antropologa, disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale se ti rompi una gamba muori,
Non puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie predatrici che si aggirano intorno a te. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con lui, che è caduto. Ne ha bendato la ferita, lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. Mead ci spiegò che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto in cui la civiltà inizia. Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri. Essere civili è questo. Allora dico, torniamo a curare femori. Prendiamoci cura di noi stessi e degli altri e facciamolo assieme. Questa è essere vera associazione, questa è Confimi Industria Veneto. Buona assemblea. Alessandro, grazie mille. Veramente un discorso emozionante, una relazione emozionante. Allora, io so che hai piacere di presentare la tua giunta, Sì. giusto? Sì. Non so se attivo questo microfono. Attiviamolo che così ti puoi spostare. Vieni Allora, qui con me. io volevo innanzitutto partire ringraziando chi ha lavorato per organizzare questo evento, che è il primo nella nostra storia, quindi è sicuramente una novità. Molto probabilmente le prossime edizioni saranno anche più partecipate, anche se siamo un bel numero per quanto ci riguarda. E quindi chiamerai sul palco cortesemente la Giunta Confimi Industria Veneto, cioè i consiglieri che sono anche vicepresidenti, partendo da Elisa Beniero, Roberto Callegari, Maria Paola Carlesi, Lisa Carraro, Massimiliano De Stefanis, Domenico Galia, Giovanni Pizzoli e Marina Scavini non c'è ancora pure perché al purtroppo... centro. La tua squadra. La mia squadra, siamo una squadra, quindi non è che sia mia. Capito, ma Sono imprenditori di successo che dedicano il loro tempo, come tutti noi, gratuitamente all'associazione per cercare di portare i nostri valori ad altri imprenditori che vogliano condividere appunto i nostri valori, e quindi io vi ringrazio per questi 3 anni ormai di prima giunta vera di Confimi Veneto. E chiamerei inoltre anche, se mi permettete, i presidenti delle territoriali di Confimi, e quindi partendo da Claudio Cioetto, presidente di Confimi Verona, Fabio Lisiero, Venezia Treviso, Mariano Rigotto, Vicenza. venite sul palco. E Raffaele Zanon, Padova, Rovigo. Passo dietro, così fate un saluto anche voi. Eccoli. Benvenuti. Eccoli qui. Così riusciamo anche a fare una bella foto istituzionale. Cosa dice Alessandro? Sì, una foto, sì, certamente. Ci sta sempre quella, eh? Eccoli. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie al nostro presidente. Alessandro? Ci siamo dimenticati... Di cosa? No, va bene, non importa, è bello della diretta. Benissimo. Benissimo. Li ho visti adesso in ombra. Ok, no, possiamo rimediare. Vuoi rimediare adesso? Lo fa? Dai, eccoli qua. Allora, il Presidente aveva piacere di omaggiare le ragazze, le signore della Giunta con un mazzo di fiori, ma l'emozione... E quindi Elisa, Marina, Maria. E poi appena arriva Marina... Benissimo, Alessandro ti ringrazio, tu torni, no, rimani qui con me sul palco, giusto, perfetto, rimani lì nascosto perché adesso è un momento altrettanto importante perché vorrei chiedervi un altro caloroso applauso per avere qui con noi sul palco il vicepresidente di Confimi Industria Nazionale Arturo Alberti. Dov'è? Eccolo qua.
A lei il podio e alla parola. Aspetta che non sbaglia, che non rilega quella di Alessandro. Buon pomeriggio a tutti, veramente un caloroso saluto specialmente alle autorità, vedo anche gli amici da Bruxelles che sono venuti, gli amici della regione, è molto importante vedervi qua oggi. E un saluto particolare a Alessandro, ho apprezzato e ti dico, mi ha toccato anche a fondo la tua relazione, perché è una relazione di cuore, perché noi imprenditori abbiamo anche cuore, dobbiamo avere cuore. Porto anche i saluti del Presidente nazionale Agnelli, che oggi per motivi di lavoro non può essere qui, e dovrete accontentarvi del Vicepresidente, oltretutto veronese a Vicenza. Spero che stasera mi lasciano uscire. Ho un piccolo però, una piccola punta da Tiene del nonno, quindi potrei anche starci probabilmente. Però sono veronese, ma sono soprattutto veneto e orgoglioso anche di far parte di questa regione che ha il più alto tasso di operatività dell'Italia, del nostro paese. E vi dico che ci teneva Paolo a essere qui oggi, alla prima assemblea di Confimindustria Veneto, perché corona, non dico un sogno, e probabilmente non è neanche un arrivo, una partenza, è perché è un percorso di Confimi nazionale che dura da 11 anni, 11 anni di presenza sul territorio nazionale e 11 anni per cui anche una voce fuori dal coro, ha dato veramente lustro alle imprese manifatturiere italiane. Nasciamo, e con piacere ricordo di essere stato fisicamente proprio tra i fondatori, insieme a altri amici, da una scissione con Confapi, sia per una diversa visione gestionale di sindacato per l'industria, sia per rappresentare in modo diverso le PMI italiane. Sono fasi della storia che debbono essere contestualizzate per essere capite, altrimenti chi ci guarda ora non capisce perché di un'ulteriore confederazione a rappresentare le PMI, ce ne sono già tante. Oggi Confimindustria dà voce a 45.000 PMI di ogni settore merceologico, che occupano circa 600.000 addetti e hanno un fatturato aggregato di 85 miliardi di euro. In 11 anni la Confederazione ha avuto la forza di presenziare su tutto il territorio nazionale. Siamo presenti con oltre 50 sportelli su tutta l'Italia, con presenze forti e strutturate e con altre in via di perfezionamento e consolidamento. Una rappresentanza che ha avuto il merito, ampiamente riconosciuto dalle istituzioni, di riportare al centro del dibattito pubblico e politico la piccola media impresa manifatturiera, le nostre imprese familiari, che sono la spina dorsale dell'economia italiana. Un accreditamento prima e un posizionamento poi, avvenuto anche grazie all'attenzione che i vertici dell'associazione hanno posto su alcune tematiche che ogni giorno ciascuno di noi, imprenditore e imprenditrice, vive sulla propria pelle in azienda. Che la bolletta energetica fosse fuori misura rispetto ai competitor europei lo diciamo già dal 2012. E che dire oggi che Francia e Germania, e qua guardo Paolo che se non ricordo male sei ancora in Commissione Energia a Bruxelles, vero Paolo? Europarlamentare e nostro amico. E che dire oggi che Francia e Germania aiutano le rispettive industrie nel contrasto del caro energia, fornendo alle imprese la garanzia di un costo di 70 euro megawattora, contro i 130-150 che stiamo attualmente pagando noi. In parole semplici, fino a quando i prezzi stanno sotto la soglia dei 70, paghiamo noi. Pagano anzi gli imprenditori francesi e tedeschi. Sopra, quando li supera, i soldi ce lo mette lo Stato. E non parliamo di dumping, perché questo è vero dumping che è autorizzato dalla Commissione, dall'Unione Europea, perché non è possibile pagare l'energia 2 volte quello dei nostri competitor. Che il rapporto con le banche fosse orientato da Bruxelles e che l'attenzione si stesse spostando su un'economia finanziaria, anche questo l'abbiamo già detto dal 2012.
E allora proviamo a fare anche un conteggio, proviamo invece a vedere e scambiare il carico fiscale da profitto di impresa, visto che dobbiamo riformare il fisco, che si attesta oggi sul 60% per le nostre imprese, col carico fiscale del 26% per i profitti finanziari, e vediamo come corrono le nostre aziende. E che la formazione scolastica fosse orientata alla formazione di professionisti a discapito delle figure tecniche, lo diciamo anche quello dal 2012. Abbiamo 1,2 milioni di ragazzi tra i 24 e i 35 anni che hanno scelto di essere inattivi, ragazzi che il lavoro non lo cercano neanche più e neanche studiano. Allora va sicuramente rivista l'offerta formativa e di lavoro, perché se da un lato non viene cercato, dall'altro abbiamo il disperato bisogno di figure professionali, le più diverse e con diversa specializzazione, e che non troviamo soddisfazione nel trovarle. È evidente che qualcosa non va e profondamente va rivisto. E se nel titolo dell'assemblea di oggi si fa riferimento alla parola futuro, vuol dire che dobbiamo veramente riconquistare la fiducia delle nostre giovani generazioni, perché quello è il nostro futuro. Oggi però l'attenzione è tutta rivolta ai mercati, alla nostra capacità di competere in uno scenario bellico dove il business non prolifera o prolifera poco, dove, notate, nel 2024 e forse nel 2025 il 75% del PIL mondiale è sotto elezioni, e sapete che quando cambiano anche gli orientamenti politici c'è da vedere cosa cambia. Dove in Europa abbiamo un grande malato comunque, la Germania. Per inciso, le nostre performance di PMI italiane, senza aiuti di Stato non concessi dall'Europa per il nostro debito pubblico, ripeto, il nostro debito di proprietà nostra degli italiani, sono i migliori comunque della Germania, che con tutti gli aiuti di Stato ricevuti, vi dico solo un numero, per i rimborsi per i costi indiretti della CO2, i tedeschi erogano e restituiscono alle imprese 600 milioni di euro all'anno, contro i 140 dell'Italia. Quando una direttiva europea dello scorso maggio 2023 consente la restituzione fino al 25% del gettito, che per l'Italia vale 3 miliardi e mezzo, e quindi 800 milioni circa potrebbero essere ritornati alle nostre imprese. Ma non sono stati ritornati. Ecco allora che se nulla cambia, le previsioni non possono di certo essere rosee. Infatti gli ordinativi che abbiamo noi come osservatorio nazionale portano il segno negativo per l'ultimo trimestre dell'anno per oltre il 30% delle nostre aziende associate, e il mercato estero solo per il 17% ha registrato una moderata crescita. E se la manovra finanziaria dall'indiscussa coperta corta, questo ce ne rendiamo conto tutti, non ha potuto in alcun modo premiare le imprese con incentivi e investimenti strutturali, ci si augura che la capacità competitiva non venga ulteriormente compromessa dal nuovo patto di stabilità, che sembra voler di nuovo ingessare le economie europee, in particolar modo la nostra, soggetta a un debito pubblico senza pari. Dobbiamo inoltre riscontrare che 165.000 imprese condotte da under 35, il nostro futuro, sono scomparse nell'ultimo decennio. Quindi quel passaggio generazionale di cui fin troppo spesso ci preoccupiamo, parlando solamente di competenze e conoscenze dei collaboratori, riguarda molto da vicino anche il nostro mestiere di imprenditori. Sono poi venute meno le banche del territorio, e qua nel Veneto ne conosciamo bene le conseguenze. E quindi oggi chi resta a scommettere sul futuro di un'idea, di un progetto, di un'iniziativa di un giovane o di una giovane? Forse siamo rimasti solo noi. Quindi oggi, in occasioni come questa, in cui chi fa impresa, in differenti realtà della nostra regione, riesce a conoscersi, riesce a confrontarsi e a parlarsi, forse dobbiamo considerare questi momenti come momenti strategici per una proposta collettiva.
e credo che sia questa la ragione di Confimmi Veneto, Industria Veneto. La rappresentanza è del resto partecipazione attiva alla cosa pubblica e si può e si deve provare insieme a costruire qualcosa di importante tra soggetti simili, superando anche divisioni che non sempre trovano logiche di vita. Si può e si deve provare a ritornare a partecipare insieme al bene comune della nostra economia, con pari dignità però dei partecipanti al tavolo della discussione politica. Ricominciamo a riconsiderare l'essenza della proposta e non da che parte viene. Quindi, in un'assise come questa va lanciato anche un forte messaggio, sia all'interno del sistema delle imprese, che siamo noi, sia all'esterno, cioè alle istituzioni, alla politica a tutti i livelli. Io dico la politica buona e anche sana. Si deve recuperare quello spirito di coesione che ha permesso di far grande l'Italia e il Veneto. Ognuno deve riappropriarsi del proprio ruolo. La politica, un ruolo di indirizzo e di sintesi, le banche, un ruolo di supporto alle imprese e non solo di finanza, e alle associazioni e alle imprese il ruolo fondamentale di anticipare proposte concrete, superando talvolta interessi singoli e riscoprendo un sistema condiviso e, se serve, anche ritrovando uno spirito nuovo. Solo così il nostro ruolo e il peso specifico di ciò che rappresentiamo troverà risposte. Il nostro sistema fatto di partite IVA reali, di imprese reali, di fatturati reali, ha la dignità per rappresentare, con pari diritto di altre confederazioni, il sistema imprenditoriale veneto ed italiano. Buona assemblea. Grazie mille. Grazie per essere stato qui con noi e per rappresentare la nostra associazione in tutta Italia. Bene, adesso passiamo, che siamo in ritardissimo, ad uno dei momenti più importanti della nostra giornata. Iniziamo con la tavola rotonda. Vi anticipo già che poi, come avete visto tutti dal programma, si collegheranno il ministro Adolfo Urso e il ministro Matteo Salvini. Quindi iniziamo con il dare la parola al mio collega. Buonasera a tutti. Carlo Alberto Inghilleri, giornalista di Media Nord-Est. Benvenuto Carlo. Buonasera Maria Chiara, buonasera alle autorità civili, alle autorità militari e poi buonasera a tutte quelle imprenditrici, quegli imprenditori che vedo e che, nonostante le infinite difficoltà, con coraggio, con la forza delle idee, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona, ogni giorno costruiscono il futuro di questo paese e di questa terra. Io credo che meritino un applauso. Decisamente. Maria Chiara, quello che vogliamo fare adesso è proporre, invitiamo tutti, un'esperienza che non è proprio così scontata sempre, non è banale. No. È l'esperienza di un confronto libero, un confronto senza pregiudizi, senza ideologie, un confronto in cui non ci sono parole che non si possono dire, non ci sono pensieri che non si possono esprimere. Io voglio ringraziare Confimmi Industria proprio perché ci dà l'opportunità di offrirvi un confronto libero come questo. E quindi questo confronto si sostanzierà su un tema che parte dalle nostre radici, dalla nostra terra, il Veneto, però con uno sguardo verso l'Europa e il futuro, quindi Veneto ed Europa, un futuro da costruire insieme. Però insieme, attenzione, è una parola che ha un significato importante, perché insieme indica in qualche modo una relazione, una vicinanza, ma quanto questa Europa è vicina al nostro Veneto e soprattutto quanto il nostro Veneto si sente vicino a questa Europa. Ecco, su questo ci confronteremo liberamente. Allora, noi ci vediamo tra poco, sì, vero? Certo,
alle 18, mi raccomando, abbiamo un collegamento super importante. Sì, con il Non ti sto ministro mettendo Adolfo ansia, Urso. No, assolutamente. Maria Chiara Tonello, anche lei imprenditrice, Grazie. anche per lei un applauso. Grazie, buon lavoro. E allora chiamo sul palco i nostri protagonisti di questo focus, di questo incontro, a cominciare dal padrone di casa, il presidente di Confimindustria Veneto, Alessandro Trentin. Eccolo. Ciao Carlo. E l'altra faccia della luna, la faccia più importante da valorizzare, quella del gruppo donne di Confimindustria, la presidente del gruppo donne di Confimindustria nazionale, Vincenza Frasca. Benvenuta, eccola. Si può accomodare? Prego. Benvenuta. Queste occasioni, come questa assemblea, servono anche per dare l'opportunità alle imprese, agli imprenditori, di rivolgersi, di avere un contatto diretto con le istituzioni. E quindi siamo felici di avere qui come ospite l'assessore regionale Veneto allo sviluppo economico e all'energia, Roberto Marcato. Benvenuto, benvenuto assessore. Grazie. Prego. È arrivato dalla Germania per raccontarci l'Europa da quella postazione. Parlo del docente all'Università Tecnica di Berlino, economista, avvocato Markus Kerber. Eccolo. Benvenuto professore. Ci racconterà l'Europa dal suo osservatorio. Tra l'altro parla l'italiano benissimo, lo parla con il cuore. Col cuore. Con il cuore. Con una grammatica del cuore. Con la grammatica del cuore, prego, si sieda là. E poi vi assicuro che abbiamo fatto una sintesi del suo strepitoso curriculum. Docente di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Verona e docente di filosofia delle scienze sociali alla Facoltà di Teologia di Lugano, Svizzera, il professor Carlo Lottieri. Stato di molto lavoro. Professore, Davvero. lei ha più titoli di un don spagnolo. Questo è un complimento. Sì, assolutamente sì. E è arrivato dall'altra parte del mondo, ma con il sangue veneto. Aldo Rozzi Marin, presidente dell'associazione Veneti nel Mondo. Benvenuto. Prego, si accomodi. C'è anche un microfono che l'aspetta. Bene, e allora io direi che possiamo cominciare e cominciamo guardando al futuro, però il futuro, per osservarlo nel modo giusto, bisogna partire sempre dal passato, anche dal presente. E allora partiamo proprio da oggi. E mi rivolgo al padrone di casa, Alessandro Trentin. Cosa significa essere europei oggi per voi imprenditori? Ma essere europei oggi ed europeisti, no? Perché dobbiamo distinguere anche se non distinguerei, nel senso che noi siamo europei, punto, ma lo sono anche tutte le popolazioni che non fanno parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea viene molto spesso declinata in semplicemente Europa. Per me l'Europa è un continente, non è un'organizzazione di tipo politico. Ma io credo che, come ho cercato di spiegare prima nel mio discorso iniziale, soprattutto per un imprenditore declinato in salsa veneta, quindi storicamente e territorialmente vicino all'Europa, diciamo all'Europa centrale, perché l'Europa è tutta, non è solo mediamente Germania e Francia, è una condizione che storicamente noi sentiamo di appartenenza.
Un conto è dire appartenere da un punto di vista affettivo e anche di cittadinanza europea al continente, un'altra cosa è invece, se la domanda sottintende se questo momento storico, in questa organizzazione politica che si chiama Unione Europea, siamo contenti, io direi che ci sono cose che funzionano, per carità, non possiamo dire di no, ma ce ne sono altre che in questo momento stanno facendo vedere forse quel dark side, cioè la parte oscura insomma, di scontentezza e di non funzionamento delle istituzioni. Ecco, grazie. Abbiamo sentito cosa vuol dire essere europei per gli imprenditori e per le imprenditrici invece, Vincenza Frasca? Sì, può parlare. Okay. Per le imprenditrici è una grande opportunità, però potrebbe esserlo ancora di più. Perché? Perché sullo scenario europeo manca una nozione di impresa femminile che valga per tutti gli Stati membri e quindi tutte quelle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea per le imprese femminili verranno in concreto assegnati alle imprese femminili che ogni Stato singolo riterrà tale. Noi sappiamo che la nostra legge nazionale, la legge 215 del 92, che ha parametri molto restrittivi perché richiede la proprietà almeno del 60%, a differenza di Unioncamere che richiede il 51%, e quindi questo frena moltissime donne che si vogliono mettere in gioco perché non avendo quella percentuale di proprietà in capo alle società non possono arrivare a questi sgravi, fondi e aiuti. Noi come gruppo donne non ci siamo limitati a leggere le leggi oppure a leggere le statistiche, ma abbiamo voluto fare qualcosa di più. Ci siamo messi a studiare e abbiamo comunque effettuato un intervento con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea che ci ha confermato appunto l'assenza di questa nozione e anche una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di favorire la creazione di questo concetto, un po' come il concetto di PMI. Nasce da qui il progetto Start We Up che ha l'ambizione di dare una voce unica a tutte le imprenditrici nazionali. Infatti ci siamo riuscite perché? Perché questo progetto non ce lo siamo tenuti per noi, ma abbiamo voluto fin da subito condividere questo programma con tutte le confederazioni nazionali italiane, quindi personalmente sono andata a bussare a tutte le confederazioni nazionali, non solo datoriali ma anche sociali, perché la donna non è solo un'imprenditrice, ma anche una donna che agisce nell'ambito appunto della società. E da lì abbiamo avuto un'adesione quasi totale, abbiamo addirittura adesso il patrocinio di Unioncamere, stiamo aspettando fiduciose anche il patrocinio del MIMIT, abbiamo oggi presentato il progetto al Comitato Impresa Donna che ha aderito a pieno titolo. Il tutto culminerà il 23 di gennaio 2024, porteremo questo manifesto a Bruxelles dove appunto ci attenderà il Parlamento europeo che è entrato partner a tutti gli effetti di questo progetto. Bene, grazie. Adesso diamo ritmo alla conversazione perché i tempi stringono. Tra poco, tra 50 minuti circa, ci collegheremo con il ministro Adolfo Urso, quindi vi chiedo interventi molto veloci anche perché gli argomenti sono tanti. E come vi anticipavo prima, per guardare al futuro bisogna prima prendere la rincorsa, fare un passo indietro, andare sul passato, ma solo per fare poi un balzo sul domani e cercare di capire che cosa potrà succedere. E allora partiamo proprio dal passato. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu istituita col Trattato di Parigi del 18 aprile del 51. Ecco, a 72 anni dalla CECA, però l'Europa, signori, ancora non si vede economicamente perché è divisa spesso in blocchi di interesse, per cui più che Unione Europea si dovrebbe parlare di divisione europea in tanti casi, e non si vede politicamente perché ancora una vera unione politica non c'è stata. Professor Markus Kerber, cosa resta dell'idea originaria? Cioè, l'Europa oggi è un'incompiuta? Allora vorrei soprattutto ricordare il progetto all'inizio della Comunità Europea Economica. Era profondamente un progetto antistatale. I Stati membri della Comunità Europea Economica hanno fondato questa unione o questa confederazione per abolire la discriminazione nazionale
discriminazione delle imprese, ostacoli di importazione per un'impresa italiana in Germania reciproca, ostacoli di un lavoratore, un operaio tedesco cercando lavoro in Italia e viceversa. Dunque bisogna ricordare questa radice intellettuale del progetto europeo in 50 oggi, per limitare l'eccesso che vediamo adesso. E io sono stato come funzionario, sono stato spesso in Bruxelles come delegato del governo tanti anni fa per osservare progetti completamente burocratici che non hanno nessun denominatore comune con questa radice intellettuale del mercato comune. Dunque, quando vediamo oggi, quando osserviamo con una simpatia decrescente, almeno della parte mia, il comportamento della Presidente della Commissione europea, mi domando ogni tanto quali sono le radici intellettuali del progetto della signora von der Leyen. Posso assicurare questa assemblea, in Germania si osserva con tanta critica il comportamento di questa persona e di tante altre persone della Commissione, perché hanno completamente perso la radice intellettuale del progetto originale del mercato comune. Dunque, nella misura che noi vogliamo mantenere Europa come uno spazio della creatività imprenditoriale, nella misura che vogliamo mantenere Europa come un sito di invenzione, di creatività scientifica, noi dobbiamo non soltanto frenare questi processi politici e burocratici in Bruxelles che parlano non voler rendere conto di quello che fanno, ma noi dobbiamo iniziare una riforma profonda, forse radicale, di quello che vediamo a Bruxelles. E sono consapevole della gravità delle mie parole. Sono molto contento, sono felice di stare con voi. Devo ancora ringraziare dell'invito. Grazie a lei. E della vostra indulgenza con il mio italiano. L'Italia e la Germania hanno tanto insieme e hanno soprattutto una spinta vertebrale che sono le imprese familiari. La Germania senza aziende familiari non sarebbe la Germania e l'Italia senza il Veneto non sarebbe l'Italia. Dunque ecco un terreno insieme. Grazie. Ho ascoltato la critica del Presidente della Germania essendo un uomo malato, bisogna criticare la Germania, siamo in una crisi, ma nella misura che la Germania rimane la Germania troviamo sicuramente un cammino fuori questa crisi. Ma la Germania e l'Italia hanno tanto insieme, tanti interessi insieme, e io credo che è venuto il momento per agire insieme. Grazie. Grazie, grazie. Aldo Rozzi Marin, ma i nostri veneti nel mondo, che sono un po' un terzo occhio, come vedono l'Europa da fuori? Intanto voglio ringraziare Confimi per avere un'attenzione a quel percentuale di veneti che vivono fuori dal mondo, che sono gli eredi di una lunga storia, una lunga pagina della storia del Veneto come è stata quella dell'immigrazione. È un segnale importante che mi emoziona, è una prima assemblea, tenere presente credo che arrivi al 9,4% quelli che sono veneti con passaporto all'estero, quindi rispetto alla popolazione residente in Veneto. Detto questo, sì, la percezione che si ha del Veneto cambia da continente a continente e quelli che sono la prima emigrazione, quindi soprattutto quelle dall'Europa, rispetto agli oriundi in Sud America,
dove siamo stati anche con tanti degli imprenditori che sono presenti in questa sala. Loro possono confermare soprattutto che per quanto riguarda quelli del Sud America vedono i problemi che ha il Veneto di crescita, vedono problemi di inverno demografico e quindi problemi anche a futuro di lavoratori, certi mestieri che si possono perdere, eccetera, vedono anche l'immigrazione, quindi l'insicurezza, eccetera, ma direi che invece il bilancio è positivo, guardano soprattutto il Made in Italy, il Made in Veneto, i veneti in Sud America sono classe dirigente e anche dal punto di vista imprenditoriale vogliono comprare macchinario veneto perché è veneto e vogliono mantenere questo legame, anche perché hanno mantenuto le nostre tradizioni. Giusto per fare un esempio, quando abbiamo visitato la multinazionale Tramontina nel Rio Grande do Sul e la proprietà ci dice noi siamo quelli che siamo grazie al senso del lavoro dei veneti e tutto il nostro macchinario è veneto, e hanno permesso fare anche il video guardando i marchi del macchinario, credo che sia questo il migliore segnale che parla chiaro che oltreoceano vogliono mantenere un legame con il Veneto e con gli imprenditori del Veneto. Dopo ci sono altre due tendenze che sono da segnalare, quella di la volontà anche di investire in Veneto. Nessuno mai ci ha pensato a questo, ma di fronte anche a certe incertezze, Sud America sempre il Cile il 17 dicembre prossimo va di nuovo a discutere un modello di Costituzione, in Argentina è stato appena eletto un nuovo presidente che finisce l'epoca peronista, c'è anche la voglia di molti di loro di investire in Veneto, perché c'è un legame, perché ci crede ancora nell'economia veneta, perché crede ancora nel futuro del Veneto. E questo si unisce anche a un settore in crescita come è il turismo delle radici, che proprio per motivi anche affettivi vengono a conoscere i borghi, le nostre città, non solo i capoluoghi, ma anche le imprese del Veneto. Grazie. Torniamo alla nostra storia. Carbone e acciaio erano due risorse fondamentali per la produzione degli armamenti, del materiale bellico, e quindi la CECA nasce proprio con questo scopo, cioè evitare che ci potessero essere delle nazioni che accumulassero questo materiale per armarsi. Insomma, l'obiettivo finale era quello di evitare delle guerre, dei conflitti in Europa, e così devo dire che è accaduto. Certo è che poi c'è stata un'evoluzione. Con il Trattato di Roma del 25 marzo del 1957 è nata la Comunità Economica Europea, nel 1992 il Trattato di Maastricht che istituisce una cittadinanza europea, vara l'Unione Economica e Monetaria, e nel 2007 il Trattato di Lisbona con cui l'Unione Europea ha assunto la struttura attuale. Allora, professor Carlo Lottieri, in un'unione fondata sulla moneta, sul denaro, sull'economia, gli Stati membri però trasferiscono e rinunciano a intere aree di sovranità politica. Un'unione economica che però prevede che gli Stati consegnino dei settori di sovranità politica. Ecco, c'è un cortocircuito in qualche modo? C'è qualcosa che non ha funzionato, che non funziona? Lei come la vede? Io penso che questo episodio cruciale che lei ha citato, cioè la nascita dell'euro, l'unificazione monetaria, apparentemente è stata una scelta economica, ma di fatto è stata una scelta politica. L'idea della moneta unica era stata un'accelerazione volta, perché questo è il progetto di una parte rilevante delle elite europee, di mettere il carro davanti ai buoi, come si dice con un idioma, cioè di accelerare l'unificazione politica. E credo che, a parte tutte le questioni molto gravi economiche che questo ha generato, perché in fondo l'euro nasce con un patto molto stretto tra europei e tedeschi. I tedeschi dovevano rinunciare al marco, che è una moneta stabilissima, e sapete cosa è stato il 23 in Germania, no? Cosa è stata l'iperinflazione, e in realtà questo patto non è stato rispettato,
tanto è vero che oggi ci troviamo appunto a conoscere in tutta Europa, Germania inclusa, fenomeni di inflazione. Ma al di là delle questioni monetarie, il vero problema è che se c'è una cosa, a mio parere, profondamente anti-europea, è il progetto di unificazione europea. Perché? Perché l'Europa, che è stata molto bene illustrata con una serie di cenni affascinanti, anche in riferimento a una parte così bella e speciale dell'Europa che è Venezia da parte del nostro Presidente, l'Europa è stata una culla di una straordinaria libertà per tante ragioni, non ultima il fatto che è sempre stata unica culturalmente e anche ed economicamente unita. Pensate quanto univa gli europei Rialto, ad esempio. Forse non tutti sanno che, ad esempio, a Venezia c'è la più antica chiesa luterana fuori dal mondo tedesco, ma perché c'era una comunità tedesca molto forte, quindi Venezia è sempre stata internazionale ed europea, ma è sempre stata l'Europa politicamente divisa e quindi in competizione anche sul piano istituzionale. Cioè è molto bello, secondo me, che alcune regole adottate in un paese non siano le stesse adottate in un altro, perché questo crea appunto un meccanismo che gli imprenditori conoscono bene, appunto di concorrenza, imitazione, ma anche quando delle scelte vengono fatte male, il danno è riferito soltanto a una piccola parte. E quello che stiamo conoscendo oggi invece con le direttive è l'idea di un superstato e ahimè penso che questa idea del superstato sia tragica da tanti punti di vista, perché sostanzialmente è legata anche a un cambiamento a cui già l'amico Marcos ha fatto riferimento. L'Europa inizialmente nasce liberale, apriamo le frontiere, facciamo circolare le persone, le imprese e i beni e progressivamente diventa però sempre più socialista, cerchiamo di organizzare, pianificare dall'alto, dal centro tutta la vita economica ed è non a caso oggi una situazione molto difficile, quella in cui tutta l'Europa si trova e all'interno dell'Europa il paese che su queste tesi stataliste più ha investito, cioè probabilmente l'Italia. Grazie. Sicuramente sapete che solo l'Unione Europea può legiferare su certi settori, ha competenze esclusive in tema di, tra le altre cose, regole di concorrenza per il mercato unico, politica monetaria, poi ci sono le cosiddette competenze concorrenti. In questi casi i Paesi membri possono legiferare solo a condizione che l'Unione Europea non abbia già proposto delle leggi al riguardo o non intenda proporne. E questi sono settori veramente molto importanti, strategici: l'agricoltura, la pesca, l'ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti, l'energia, la migrazione e gli affari interni, ma solo per citare alcuni di questi settori. Roberto Marcato, stiamo parlando di settori determinanti, strategici dello Stato, non solo dal punto di vista economico, ma come ci accennava anche il professor Carlo Lottieri, anche dal punto di vista politico. Ecco, abbiamo consegnato questi settori determinanti dallo Stato italiano e quindi anche dal Veneto all'Europa, cioè gli abbiamo dato il portafogli e con il portafogli c'erano dentro magari anche i nostri documenti. Stiamo perdendo un po' la nostra identità? Le chiavi del vaporetto le ha Bruxelles? È Bruxelles che conduce? Intanto buon pomeriggio a tutti e ringrazio davvero il Presidente per l'invito e per l'opportunità che mi dà oggi di essere qui con voi. Ma io non credo, nel senso che l'Europa, cioè noi siamo tanto più deboli quanto meno viviamo questa Europa. Allora è un'eterna incompiuta e lo sappiamo tutti. Il problema vero è che noi italiani, siamo fatti così, abbiamo sempre questo atteggiamento ideologico o manicheo, no? Per cui abbiamo passato gli ultimi 20 anni a parlare dell'Europa come se fosse un totem intoccabile. Io mi ricordo che avevo e ho tuttora delle posizioni critiche nei confronti dell'Europa e chi aveva queste posizioni critiche era percepito come una sorta di eversivo, quando in realtà si voleva sottolineare il fatto che l'Europa non fosse pienamente se stessa. Noi avremmo bisogno in realtà di molta più Europa, noi avremmo bisogno di una struttura che davvero possa rappresentarsi. E in realtà noi l'abbiamo creata
immaginando che bastasse un'unione monetaria per realizzarla, e ci siamo dimenticati di tutto il resto. Anche qui le chiavi del vapore le ha Bruxelles, sì, le ha nella misura in cui noi siamo deboli, ma se noi avessimo capacità di relazione forte con l'Europa non avremmo di questi problemi. Se vi ricordate, negli ultimi 10 anni la parola chiave di rapporto con l'Europa era quella che noi dovevamo andare lì e battere i pugni, no? Che in realtà è una stupidaggine grande come una casa, perché tanto non cos'è a toe, cioè batti i pugni dove? E poi non è un interlocutore, cioè se tu vuoi battere i pugni con gli Stati Uniti, tu parli con il Presidente degli Stati Uniti e batti i pugni. Se vuoi parlare con la Cina, tu parli con il Presidente della Cina. Con la Russia batti i pugni, là bisogna stare attenti a battere i pugni, perché insomma se si arrabbiano sono problemi, ma tu hai Putin. Se tu vuoi battere i pugni in Europa, con chi li batti questi pugni? Non c'è un interlocutore. Non c'è un presidente dell'Europa che rappresenta gli Stati membri, non c'è una politica internazionale che rappresenta gli Stati membri. E quindi questo rapporto che noi abbiamo sempre avuto, o da una parte di idolatria assoluta di questo tot immaginifico, no, che avevamo creato a tavolino, oppure di critica assoluta per cui andava distrutta. Questa idea per cui bisognava andare là a pugni stretti, no, e chiedere chissà cosa. L'atteggiamento deve essere profondamente cambiato. Noi, io poi ho un'idea di paese tutta mia, ma visto che insomma un paese c'è, dobbiamo avere consapevolezza di quello che rappresentiamo all'interno dell'Europa. Solo così possiamo avere un'interlocuzione serena, tranquilla, e avere una prospettiva di crescita altrettanto serena. Grazie. Carlo Lottieri, flash proprio. Ha sentito l'assessore, a essere critici con l'Europa si passa per eversivi? Proprio flash. Beh sì, si passa per eversivi perché nella nostra società ci sono tutta una serie di parole d'ordine, una di queste appunto che l'Europa è incompiuta e bisogna compierla. Si dice c'è un Parlamento ma non è un vero Parlamento, c'è un Presidente ma non è un vero Presidente e così via. Io chiedo invece, penso che sia sbagliato questo, perché dietro a questa idea c'è l'idea che l'Europa debba diventare gli Stati Uniti d'Europa e questo sarebbe, lo ripeto, la fine degli europei, nel senso che noi abbiamo diritto a gestire i nostri territori, le nostre terre, le nostre economie in piena libertà, in concorrenza con gli altri. Un processo di accentramento del potere nelle mani della casta di Bruxelles sarebbe davvero nefasto per tutti noi. Grazie. Avete sentito che ci sono tra le competenze concorrenti dell'Europa anche la migrazione. Ebbene, vengo da lei, Aldo Rozzi Marin, che differenza c'è tra l'approccio europeo di oggi all'immigrazione e invece l'immigrazione dei nostri padri, dei nostri nonni veneti? Beh, c'è una profonda differenza. Io credo che c'è un punto che mi preoccupa, che è quella della nuova immigrazione. Siamo nella provincia di Vicenza, una provincia ricchissima, seconda o terza per export d'Italia, e guardiamo le cifre che ogni anno partono i nostri ragazzi verso l'estero. Questo non riesco a capirlo. Io che sono nato all'estero e sempre ho sentito che i miei nonni sono dovuti partire perché c'era la povertà in Veneto, trovarmi a Vicenza a parlare di questo, i dati fino al 2019, in 10 anni, sono partiti 250.000 persone in Italia, 125.000 erano giovani, 125.000 nel 2020, italiani che partono, di cui il 26% ha una laurea. Quindi investiamo nei nostri ragazzi, università, scuola magnifiche, e dopo partono. E partono, io che li sento al telefono, mi incontro con loro, con un desiderio, secondo me, vado a Londra, qualcuno alla scuola, qualcuno nell'associazione, qualcuno in famiglia deve dire: ma lasci per cosa? Per avere il doppio, il terzo? Ma qui c'è la comunità, qui c'è la tradizione, qui hai la famiglia. Valorizzare di più, amare di più il Veneto, lo dico da chi ha scelto vivere in questo meraviglioso territorio, con un circuito imprenditoriale che deve dar risposta
a questa preoccupazione dei ragazzi. Questo è il mio... Ma a proposito proprio di radici, di famiglia, di valori, ecco, ma c'è un turismo anche delle origini, un ritorno in Veneto da parte di chi anni fa ha deciso, ha scelto, ha dovuto andare via? Sì, si parla del turismo delle radici, anche il Ministero degli Affari Esteri adesso ha messo molta attenzione a questo. Le statistiche dei nostri oriundi aumentano ogni anno, che vengono a vedere i borghi, le città che accennavo prima, e quindi è un settore che va focalizzato, aiutato, perché non è solo vedere le città d'arte, è anche la voglia di fare un turismo lento, di conoscere i prodotti locali, quindi un turismo culturale, un turismo più consapevole, di rispetto anche a quello che sta vedendo. Io credo che anche questo è un settore del turismo che al quale va unito, visto in questa sede, è il mondo imprenditoriale, perché il fare impresa come lo fanno i veneti ha una dimensione umana che secondo me è molto attrattiva anche per i nostri all'estero. Grazie. E Vincenza Frasca, oggi l'immigrazione in Veneto è sicuramente più maschile che femminile, insomma arrivano più giovanotti che ragazze. Ecco, fino a che punto gli immigrati possono essere una risorsa e da che punto in poi non lo sono più? Allora, sono una risorsa quando possono creare valore. Se noi consideriamo che su 1.400.000 imprese femminili l'11% sono gestite da donne straniere, questo è un dato confortante. Non diventa più una risorsa quando si mette a repentaglio la nostra sicurezza, che è uno dei pilastri fondamentali del nostro paese, cioè un paese deve garantire la sicurezza. Per esempio, quando adesso si parla spesso di questi minori non accompagnati, al 31 ottobre erano oltre 23.000. Però i centri di assistenza dedicati erano 6.000 e quindi già da qui si vede che non bastano, perché sono dedicati perché per far inserire questi ragazzi occorre una formazione linguistica e una formazione che possa indirizzarli nel mondo del lavoro. Non essendoci questi centri a disposizione, si trasferiscono questi giovani in centri straordinari e quindi qui manca praticamente tutto. Poi nello stesso tempo ci sono molti abbandoni volontari di questi ragazzi, abbandonano questi centri per dirigersi verso il nord e anche lì si creano ulteriori problemi perché e quindi secondo me per tagliare ci vorrebbe, visto che anche perché tutto pesa sui sindaci, un maggior coordinamento fra regioni per gestire al meglio questi ragazzi. Ottimo. Allora, 25 minuti, tra 25 minuti ci colleghiamo con il ministro al Made in Italy, Adolfo Urso, quindi velocizziamo, concentriamo i nostri interventi. Roberto Marcato, da lei dipende lo sviluppo economico e l'energia. Che tipo di relazioni trattiene con Bruxelles da questo punto di vista, visto che la Regione Veneto, tra l'altro, è un partner fondamentale per l'export europeo? Beh, noi abbiamo tutta la partita dei fondi PRFESR che sono dedicati allo sviluppo economico e per la nuova programmazione 2021-2027 abbiamo in disponibilità oltre 500 milioni di euro. E queste sono evidentemente risorse importanti che poi noi decliniamo sul territorio attraverso tutta una serie di bandi che vanno da bandi finanziari a fondo perduto a seconda delle tipologie anche di imprenditore che andiamo ad intercettare. Poi c'è tutta una partita sull'innovazione, lì ci sono risorse davvero importanti. Abbiamo iniziato un'interlocuzione forte con la Commissione proprio perché ci sono risorse che possono essere dedicate alle nostre imprese. La difficoltà, parlo della precedente programmazione, è stata quella di far capire alla Commissione europea che il 97% delle imprese venete ha meno di 9 dipendenti.
perché loro pretendevano che io immaginassi una programmazione comunitaria, con i fondi comunitari, come se fossimo il Piemonte o la Lombardia. Ho detto, guarda che l'Italia non è tutta uguale, noi non abbiamo le grandi aziende, sì ne abbiamo, ma sono poche, cioè il cuore pulsante della nostra economia è fatto da un microcosmo imprenditoriale, e questa è stata una difficoltà perché fanno fatica a capire, e fanno fatica a capire anche come il Veneto possa avere questi numeri mostruosi avendo queste imprese così sottodimensionate per quanto riguarda poi le statistiche internazionali. Questo è il rapporto che noi abbiamo oggi con Bruxelles. Grazie. Parliamo di energia e vengono in mente due guerre. Beh, verranno in mente anche a voi in questo momento. Sono per esempio quella contro la Libia, in cui sul fronte del petrolio abbiamo perso delle posizioni strategiche importanti a favore della Francia, e poi quella guerra economica delle sanzioni contro la Russia, per cui sì, abbiamo dovuto riorganizzare le forniture di gas a livello nazionale, però per un periodo i nostri cittadini si sono accorti sulle bollette che c'è stato questo problema e l'abbiamo pagato anche caro. Ecco, guerre contro il nostro interesse nazionale, almeno dal punto di vista energetico, Alessandro Trentin, cioè non si può ricominciare forse a porre come priorità nel nostro paese l'autonomia energetica? Per essere autonomi dal punto di vista energetico ci rimane solo di fare legna nei boschi, la biomassa dei boschi, oppure possiamo rilanciare il tema del nucleare? Io credo con una battuta che se fosse tecnicamente possibile in Veneto l'avremmo già inventato, no? Quindi di sfruttare la biomassa dei boschi. Biomassa per fare energia per tutti. No, mi fai riflettere con questa domanda. Pensiamo solo se anziché mettere il nome Francia mettessimo Italia, cioè l'Italia che attacca e bombarda la Libia con le portaerei. No, per noi è impensabile. È una cosa che non si può neanche immaginare. Mentre ci sono, allora anche qui torna il discorso europeo, no? Cioè, siamo uniti o siamo divisi. Partner fondamentali, fondatori con il Trattato di Roma dell'Unione Europea, che invece fanno e hanno fatto questo con delle ragioni che poi ognuno ha le proprie, quando si scatena una guerra hanno tutti ragione, ma di fatto l'obiettivo è stato quello di strappare anni e anni, decenni di lavoro e di relazioni con i vari regimi, a parte in Libia che ce n'è stato quasi sempre uno, per avere noi, no, addirittura ben prima della Seconda Guerra Mondiale, delle relazioni per avere quello che a noi manca. L'Italia fonda in generale il suo successo sull'unica cosa che non ha, che sono le materie prime. Quindi dobbiamo per forza intrattenere relazioni amichevoli di scambio. Altre nazioni invece con le portaerei bombardano. Peccato però che gli interessi sono i nostri. Però qui nessuno si è impegnato a protestare per questo. Cioè hanno bombardato i pozzi dell'ENI e nessuno, voglio dire, in Italia, forse perché non possiamo, forse perché non abbiamo più recuperato un'autonomia decisionale dal punto di vista militare. Questo, certo che non possiamo lamentarci solo, come sto facendo io in questo momento, ma se dobbiamo pensare a un modo nuovo di produrre energia, ovviamente ricade oltre a tutte le nuove tecnologie rinnovabili, ma l'energia più rinnovabile delle rinnovabili che Dio ha inventato è una reazione nucleare che noi chiamiamo amabilmente sole. È quella roba lì. Ovviamente il tentativo è quello di riprodurre quell'energia sulla Terra, no? Che è la più pulita di tutte, ma non si può fare se non si parte dalle tecnologie attuali. Quindi il mio discorso si conclude velocemente. Se il Paese non investe in ricerca sul nucleare, assieme nel frattempo ad altre forme energetiche, perché ovviamente è un processo lungo, non si arriverà mai, e sono convinto che l'Italia potrebbe essere il primo paese, visto i geni che circolano per le nostre università, a creare la fusione nucleare, ma finché non investiamo dei soldi lì, sicuramente è un obiettivo che non raggiungeremo mai. Roberto Marcato. No, è che ho sentita che il Presidente fa un ragionamento assolutamente condivisibile. condivisibile, è che ho l'impressione che anche sul nucleare tutto bello, tutto straordinario, dopodiché facciamo grandi discussioni, tutto colorerà di fronte alla domanda dove.
Perché di fronte a questo la classe dirigente basta, a quel punto non la trovi più, perché sarebbe bello farlo ma non qui. Io voglio vedere quale politico si assume la responsabilità di fare un piano energetico collocando centrali nucleari in territori identificati. Io la vedo, conoscendo gli italiani, la vedo un po' dura. Markus Gerber, ma in Germania invece sul fronte energetico come ve la passate? Ma io sono un avvocato per una concorrenza delle tecnologie. Le due posizioni in Europa che sono molto estreme rivelano un po' la mancanza di ragione in questo dibattito. In Francia negli anni 50 alcuni ingegneri che si sono considerati come divini della scuola politecnica hanno inventato l'energia nucleare per quasi 90% del paese, con un esportatore, un gestitore, un fabbricatore della centrale nucleare. Il risultato è emerso uno Stato nucleare, con interessi a tutti i livelli. Anche i sottomarini francesi sono nucleari, con propulsione nucleare. Non hanno capito che i sottomarini italiani, i tedeschi, che hanno un denominatore tecnologico comune, sono molto più vantaggiosi, ma hanno un lobby nucleare che ha distrutto tutta discussione ragionevole, fino a che la Corte dei Conti Pubblici ha pubblicato, non pubblicato, ha fatto un rapporto dei costi per la ricostruzione delle centrali nucleari e per la come si dice, stoccaggio finale. Allora EDF ha sottostimato completamente durante tanti anni i costi per queste posizioni. Questo rapporto ha fatto un rumore immenso, e da questo momento i francesi, che sono intelligenti, cominciano una discussione. In Germania tutto il contrario. A luogo di una discussione ragionevole con fisici, sono pastori protestanti che dominano il dibattito. Interessante. E non vogliono ascoltare i sviluppi tecnologici. Allora queste due posizioni sono interessanti perché è la pretensione di sapere, dei ingegneri francesi che credono che sono il centro del mondo, e di questi correnti non troppo scientifico in Germania che hanno completamente diabolizzato il nucleare. Noi non sappiamo ancora quali sono i sviluppi possibili nel settore nucleare, come possiamo sviluppare piccolini centrali nucleari. Io credo che abbiamo bisogno di una concorrenza tecnologica e non dobbiamo mettere tutti gli investimenti a una o due tecnologie. Ecco la mia filosofia, è una filosofia della ragione comune. Grazie. Grazie. A proposito di energia e ambiente, viene in mente la rivoluzione green imposta dall'Europa. Per esempio, molti di voi ricorderanno nel marzo del 2023 quando i ministri europei dell'energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sullo stop nel 2035 ai motori termici, sia quelli alimentati a benzina che quelli alimentati diesel. Nell'occasione, l'Italia, a dimostrazione ulteriore che tante volte ci sono delle spaccature dentro l'Europa, l'Italia si era astenuta insieme alla Bulgaria e solo la Polonia invece aveva votato contro. Ora, è evidente che si formano dei blocchi di interesse, soprattutto quando bisogna prendere delle decisioni così importanti, così strategiche, e spesso
la Germania e la Francia sono dominanti, hanno un peso specifico importante. Roberto Marcato, non si rischia che a soccombere in tanti settori troppo spesso sia poi l'interesse nazionale? Sì, perché poi ci raccontiamo anche delle grandi balle, adesso, senza mancare di rispetto agli ospiti, però io mi sono sentito dire per anni che la Germania e la Francia erano campioni mondiali di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per anni ci hanno raccontato questa cosa, no? Poi arriva una guerra a 3 passi da noi e ti accorgi che senza il gas della Russia la Germania crolla e oggi ha una decrescita che è preoccupante non solo per la Germania ma per tutta l'Europa. E vai a vedere e in realtà tutta questa grande produzione di energie rinnovabili non c'è mai stata. E poi ti accorgi in realtà che alla fin fine più o meno i paesi europei sono tutti quanti in linea. Allora anche qua intanto sarebbe opportuno fare un'operazione verità, cioè raccontarci le cose così come stanno e magari l'Italia imparare un po' di più a vendere ciò che ha. Invece di andare sempre con questo atteggiamento di inferiorità a prioristica. Lo dico perché per quanto riguarda poi il Veneto, la Commissione europea aveva dato al Veneto come target al 2020 il 10,2% di produzione di energia da fonti rinnovabili e noi al 2020 chiudiamo col 17,8%, quindi quasi il doppio. Al 2021 siamo già al 28%, sono gli ultimi dati ufficiali che abbiamo, quindi oggi siamo nettamente superiori. Siamo la regione che ha la seconda regione per produzione di energia da fotovoltaico. Abbiamo sfruttato tutto l'idroelettrico che era possibile sfruttare. Siamo la prima regione per aziende che investono in economia circolare. Siamo la prima regione per raccolta differenziata. Allora, va bene tutto, ma che adesso ci siano degli accordi europei che poi vengono scaricati sui paesi, dove si mettono obiettivi assolutamente legittimi e alti in termini ambientali, senza tener conto poi dei costi che vanno a calarsi sul territorio, su imprese e singoli e tra l'altro considerando il paese unito, quando sappiamo unito e omogeneo, quando sappiamo che così non è, dico, se tutta l'Italia avesse fatto come il Veneto, oggi noi saremmo dei campioni mondiali di ambientalismo. Così non è, allora è opportuno che ognuno faccia la propria parte. Noi il rigassificatore l'abbiamo fatto decine di anni fa, oggi stanno ancora andando in giro con la barchetta per farne uno nuovo. Cioè, allora, bene tutta l'Europa, ma bisognerebbe anche considerare che ci sono parti del nostro paese che fanno i compiti per casa e altre parti invece che vivono a rimorchio. Mi sarei un po' stufato. Grazie Roberto Marcato. Poi a pensarci bene, no? Abbiamo fatto l'esempio di questi motori a benzina e diesel che vengono vietati, ma è una decisione che viene presa dall'alto. Ecco, calare le politiche economiche sui consumatori, sulle imprese, sul libero mercato, non ricorda un po' sistemi economici poco liberali del passato ma anche del presente? Carlo Lottieri. È chiaro, anche adesso l'assessore Marcato ha fatto riferimento a tutta una serie di standard fissati in maniera molto arbitraria, naturalmente obiettivi dall'Europa, ma chi ha deciso che sia davvero vantaggioso per noi quello? Chi ha stabilito e chi è in grado di avere le conoscenze adeguate per dire che davvero è conveniente per noi arrivare nell'arco di pochi anni, per fare un altro esempio, a emissioni di CO2, cioè anidride carbonica zero? Ma siamo davvero convinti di questo? Siamo convinti che si debba arrivare a questo risultato a qualunque prezzo? Perché di questo si tratta. Ognuno di noi in fondo fa una cosa molto semplice, qualunque scelta faccia, fa un'analisi costo-benefici. Cioè venire qui per me rappresenta un'opportunità, rappresenta anche un costo, avevo altre possibilità di andare in un altro posto, costo, opportunità, ho scelto di venire qui. Ognuno di noi valuta in questa maniera. Per quale motivo invece tutta una serie di nostre decisioni devono essere calate all'alto sulla base, attenzione, non della scienza? Perché tra l'altro, voglio dire, chi è in grado di stabilire dal punto di vista scientifico come vanno le cose? Ma sulla base di una pseudoscienza adottata naturalmente dalla classe politica europea sulla base dei propri interessi. Guardate, questo è un tema importantissimo perché ormai nell'ambito della ricerca
c'è un tale condizionamento da parte delle istituzioni politiche in generale e da parte dell'Unione Europea in particolare, vi cito soltanto Horizon 2020, adesso Horizon Europa, quello che è, cioè praticamente se tu vuoi essere un buon ricercatore, fare una carriera universitaria veloce, devi fare ricerche in taluni ambiti, su talune questioni fissate dall'Europa. Le risorse sono immense messe a disposizione e naturalmente le questioni implicano già delle risposte, perché il ricercatore di 30 anni non dovrà fare una ricerca per dire no, guardate che non c'è un'origine antropica del riscaldamento globale, perché sennò tutto il castello del nuovo socialismo europeo crollerebbe. Loro attraverso questo tema, così come hanno fatto durante la pandemia con la questione sanitaria, come avevano fatto prima nel 2008-2009 con la questione monetaria, sono in grado di controllare tutto. Qui sono tutti grandi pretesti per effettivamente una sorta di pianificazione centralizzata. Allora, professore, rilancio con un'altra domanda, le chiedo una risposta flash perché mancano 8 minuti alle 18 e mi collego con quello che ha appena finito di dire. Ecco, spesso tutta una serie di politiche dirigiste si basano su tesi scientifiche, ma a che punto è il confronto scientifico? Cioè, c'è libertà scientifica nell'università oggi? Dirò qualcosa di forte. L'ambito in cui c'è meno libertà di espressione oggi è quell'ambito che esigerebbe per definizione la massima libertà di espressione, cioè l'università. Se voi andate a vedere l'anno scorso cosa è successo al saggio di Alimonti e altri 3 autori, ve lo racconto in un minuto. Esce questo saggio su una rivista scientifica europea molto prestigiosa, uno degli autori è un fisico molto famoso, Ricci, che per molti anni è stato presidente europeo della società di fisica. Questo saggio metteva in discussione il fatto che il riscaldamento globale fosse da collegarsi a eventi atmosferici estremi, tipo tsunami e così via. Rimane per 8 mesi su questa rivista. Il Guardian, dopo 8 mesi, fa un articolo molto critico, comincia uno scambio di email tra la rivista e gli autori, dopodiché la rivista ritira l'articolo. Ma vi rendete conto? Un articolo scientifico è fatto per essere contestato, discusso, ma non per essere ritirato. È una cosa totalmente assurda. Cioè, c'è una sorta di censura e fortissima autocensura, perché voi capite che se io bastono il professor Ricci o i premi Nobel e così via, in che situazione si trova il ricercatore di 30 anni? Pensate che possa essere libero e di ragionare secondo scienza e coscienza? Oggi la libertà di espressione e di ricerca non c'è più in università. Grazie. Ve l'avevamo detto che avremmo parlato molto liberamente. Markus Kerber, professore, in Germania, al contrario di quanto avviene qui in Italia, esiste un vivace dibattito con iniziative anche giuridiche, adesso ce ne parlerà, per limitare i poteri della Commissione e della Banca Centrale Europea. Ecco, cosa sta succedendo? Allora, alla luce di tanti tentativi della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea per il salvataggio dell'euro, per programmi cosiddetta monetario di compra di titoli, abbiamo organizzato alcuni ricorsi alla Corte Costituzionale. Io sono sempre stato l'avvocato di questi gruppi di intellettuali, gruppi di imprenditori. Ecco il particolarismo di questa opposizione, una opposizione non soltanto legale, ma è una opposizione di imprenditori e di professori del diritto. Perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo voluto dimostrare in pubblico che la Commissione e che l'Unione Europea è caratterizzato dal principio di attribuzione, dunque poteri limitati. I Paesi membri dell'Unione Europea rimangono sovrani e hanno trasferito alcuni poteri molto limitati alla Commissione. E la Commissione dovrebbe essere la vigile del diritto europeo. Oggi la realtà è completamente diversa. La Commissione, soprattutto la sua Presidente, viola o vorrebbe scoprire i limiti di questo diritto e considera il diritto non come una frontiera, ma come un'opportunità per giustificare i suoi iniziativi.
e hanno ricorso soprattutto a un'autorizzazione generale per il perfezionamento del mercato comune. Tutta iniziativa è utile per il perfezionamento del mercato comune, è diventata una clausola generale. Allora la nostra protesta, la nostra opposizione è una protesta contro l'illegalità e contro la mancanza di legittimità, perché la Commissione non è un'istanza, non è un organo democraticamente eletto, e soprattutto la nominazione della signora von der Leyen era molto contestato, soprattutto in Germania, perché il suo bilancio come ministro, soprattutto come ministra della difesa, fa oggetto di tanti indagini, diciamo così, per essere cortese. Una signora che ricorda un po' nel suo comportamento una certa politica argentina, Evita Perón, sempre in televisione, sempre immagini, sempre. Allora questa opposizione, una opposizione euroscettico, una opposizione pro-europea. Noi siamo molto in favore dell'Europa come mercato comune e come laboratorio e spazio della libertà individuale e non di una infrastruttura del potere a Bruxelles che rende conto a nessuno. Ecco un piccolo rapporto di un aspetto della Germania che è molto sconosciuto forse in Italia. L'Unione Europea vista dalla finestra della Germania. Grazie. Ci sono tanti partigiani della libertà e sono orgoglioso di aver potuto rappresentare questi partigiani della libertà e soprattutto imprenditori nella Corte Costituzionale. E la lotta continua. Grazie. Grazie professore. Abbiamo ancora un minuto, ne approfitto per fare proprio l'ultima domanda ad Alessandro Trentin. Quale può essere il modello di sviluppo migliore sia per i singoli Paesi membri dell'Unione Europea sia per proprio l'Unione Europea? Quindi parlo in termini di organizzazione, meglio il modello federalista o quello centralista, socialista o liberale? Beh, oddio, in un minuto faccio fatica, ma la battuta possiamo andare avanti perché ancora non siamo in collegamento con il Ministro. Vabbè, ci fai un cenno. Il Ministro ha saputo che facevamo io ancora questa domanda che parlava lei, Presidente, per cui le dà tempo. Vabbè, allora, dal mio discorso iniziale si capisce qual è il mio orientamento. Il mio orientamento è sostanzialmente basato su una convinzione, che la libertà delle persone è un fatto fondamentale per lo sviluppo dell'essere umano. Quindi se questo è un valore, lo riscontriamo ovviamente anche nei modelli economici che diano la possibilità di esprimersi. Quindi tu mi hai fatto la domanda liberale o socialista. Ecco, il socialismo, quando è stato applicato bene, no? Quindi vediamo degli esempi nel mondo attualmente in essere, provoca sostanzialmente una diffusione della libertà, della povertà, mancanza di libertà, mancanza di movimento. Pensate solo se qualcuno mai un giorno dovesse chiudervi per un mese in casa con una scusa. No, effettivamente è successo, no? Vi ricordate la sensazione? Leggermente. Ecco, noi non siamo neanche lontanamente abituati, poi come italiani, come latini, abbiamo provato anche il fascismo, ma insomma ce ne siamo liberati anche. Noi siamo un popolo, siamo persone che ha bisogno di esprimersi, di essere in relazione con gli altri, di poter spostarsi e di poter autorealizzarsi. Questo da un punto di vista economico, anche perché funziona meglio. Cioè voi guardate i paesi, se voi guardate l'Havana piuttosto che Dubai, immagino che sono anche esteticamente diversi. Devo chiudere? Eccoci. Ci siamo. Ok. Ci siamo. Ecco. Ecco il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Buonasera Ministro. Buonasera a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, a voi che siete in sala. Scusate, io sono qui nella sede del Ministero,
e devo alternare questo intervento, purtroppo solo in remoto, con gli interventi che facciamo qui a Roma e soprattutto con le riunioni che devo presiedere qui nel Dicastero. Ma sono qui per portare il mio saluto, il saluto del Ministero delle Imprese del Made in Italy alla prima Assemblea Generale di Confimindustria Veneto, che raggruppa un'impresa, importante segmento dell'imprenditoria di quello che è anche la mia regione, che è certamente una delle regioni più importanti per produttive del Paese. Il mio sarà poco più di un saluto, mi attendono altre riunioni stasera qui a Roma, in cui però vorrei dirvi che il governo è riuscito comunque, con una duplice manovra, come se fossero due binari dello treno dello sviluppo, a mettere in campo risorse importanti nel 2024 e nel 2025 per le vostre imprese. Siamo riusciti in quest'opera, malgrado il peso che dobbiamo mettere sul bilancio pubblico, sul bilancio dello Stato, dovuto a due straordinarie zavorre, quelle che deriva dai crediti fiscali del 110 bonus, cioè all'incirca almeno 20 miliardi di euro dobbiamo conteggiare solo per il prossimo anno, un'intera manovra economica, a quello che deriva dall'aumento così alto dei tassi di interesse determinato dalle scelte improvvide della Banca Centrale Europea, che ha pesato sui vostri investimenti rallentandoli, rendendoli più onerosi, ma ha pesato anche di più sul nostro bilancio dello Stato, dovendo rinnovare nel prossimo anno una parte significativa del debito pubblico, che è tra l'altro il più alto debito d'Europa, il 140% del prodotto interno lordo. Queste due zavorre così pesanti ci hanno convinto della necessità di fare una manovra responsabile, cauta, ma anche pragmatica, con risorse interamente dirette al sostegno al sistema sociale e produttivo. E infatti tutte le risorse sono destinate al taglio del cuneo fiscale, molto importante, per incrementare le entrate dei vostri dipendenti, e alle diverse iniziative fatte per allargare la base occupazionale e soprattutto per agevolare l'assunzione di giovani e di donne, ad altre che servono a sostenere le famiglie. Mi riferisco tra l'altro alle deducibilità decontributive che aiuteranno le donne lavoratrici con 2 o 3 figli per incentivare anche la natalità, e a misure che riguardano più direttamente le imprese. Nella manovra, in questo primo binario, nella manovra nazionale abbiamo destinato 5 miliardi di euro alle imprese. Per l'esattezza abbiamo individuato 400 milioni di euro in più per i contratti di sviluppo, 150 milioni di euro per la Sabatini, 1 miliardo e 300 milioni di euro in più per i programmi PCEI, quelli che portano all'industria del futuro, 1 miliardo e 300 milioni di euro in più per la microelettronica, dopo che già avevamo col decreto asset strategici destinato 550 milioni di euro al credito fiscale per il piano microelettronica delle imprese, e in più 330 milioni di euro allocati presso un fondo per la sostenibilità, che ci servirà a realizzare nel prossimo anno 3 importanti leggi quadro. La legge quadro sull'intelligenza artificiale e tecnologie di frontiera, meccanica quantistica, blockchain, metaverso, la legge quadro sulla space economy, anche il Veneto è una delle regioni più significative sulla economia dello spazio, e la legge quadro sulla blue economy. Ancora una volta il Veneto è importante con la sua economia marittima. Queste 3 leggi quadro ci permetteranno di delineare quali saranno i comparti di maggiore sviluppo e di sostenere le imprese che vi agiscono per affrontare meglio la sfida della modernità. Abbiamo inoltre destinato 1 miliardo e 800 milioni di euro alla ZES, la ZES unica del Mezzogiorno, ovviamente per le imprese che intenderanno investire e operare in quelle aree. Ma questa è stata la prima parte
il primo binario che abbiamo messo di questo treno dello sviluppo e della crescita, perché il secondo binario, ancora più significativo, l'abbiamo costruito in Europa, con la riprogrammazione dei fondi del PNRR. Sapete che abbiamo finalmente superato il vaglio positivo della Commissione europea e con quelle misure siamo riusciti a mettere nei prossimi 2 anni a sostegno delle imprese altri 12 miliardi e 400 milioni di euro, di cui 2 miliardi e 800 milioni di euro per le imprese agricole nel Ministero dell'Agricoltura, dell'amico Lollobrigida, per incentivare e sostenere la produzione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo industriale delle imprese agricole. E abbiamo allocato quasi altri 10 miliardi al mio Dicastero, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, 10 miliardi in più di risorse del PNRR attraverso il programma REPowerEU, che si aggiungeranno ai 27 miliardi erotti che gestiamo con pieno successo. Con pieno successo perché di questi 27 miliardi erotti, 19 miliardi del PNRR e quasi 8 miliardi del fondo complementare, noi ne abbiamo già utilizzati oltre il 34%, cioè sono già stati impegnati dalle vostre imprese oltre il 34% di questi 27 miliardi di euro. Ebbene, a questi si aggiungeranno altri 10 miliardi di euro appunto del capitolo REPowerEU e quindi aggiungeremo una dotazione del Ministero delle Imprese per i prossimi 2 anni di un totale complessivo di 37 miliardi di euro. Dove destineremo i 10 miliardi in più che siamo riusciti a ottenere nella riprogrammazione dei fondi europei? Li destineremo tutto allo sviluppo tecnologico delle imprese e in modo specifico al piano transizione 5.0, che quindi potremo realizzare a breve, nei primi mesi del 2024 e poi nel 2025, un piano transizione 5.0, cioè reddito fiscale significativo a sostegno delle imprese per l'innovazione tecnologica green e digitale, per la formazione professionale, che sarà pari a circa 13 miliardi e mezzo, perché a questi fondi che abbiamo ricavato dalla riprogrammazione europea dobbiamo aggiungere quelli che sono già in bilancio, se mi ricordo 6,8 miliardi di euro. Tra quelli che sono già nel bilancio per il 2024-2025 come risorse nazionali e quelli che ora si aggiungeranno da questa riprogrammazione europea, potremo allocare nel programma Transizione 5.0 13 miliardi e mezzo in 2 anni. E in più abbiamo ottenuto in questa riprogrammazione 2 miliardi di euro per le imprese che produrranno tecnologia green, quindi batterie elettriche, impianti fotovoltaici, impianti geotermici, impianti eolici, tutto quello che è tecnologia green, 2 miliardi di euro per i contratti di sviluppo delle imprese che produrranno tecnologia green, mezzo miliardo in più dai fondi europei per i contratti di sviluppo nei tradizionali asset strategici del Paese, 320 milioni di euro, questo credo che sia molto importante per le vostre imprese, a fondo perduto, per le piccole e medie imprese che produrranno energie rinnovabili ai fini dell'autoconsumo industriale, altri 100 milioni di euro che rimpingueranno i fondi delle venture capital e infine una chicca, 10 milioni di euro per la piattaforma che dovremo realizzare dopo aver completato la riforma degli incentivi che il Parlamento ha condiviso, è stata approvata e ora dobbiamo realizzare i decreti attuativi, in modo da realizzare un sistema degli incentivi più semplice, facile da usare, omogeneo, coordinato tra gli incentivi regionali e quelli nazionali. Insomma, è in campo da una parte il governo con le risorse che siamo riusciti a ottenere in sede europea e con quelle che siamo riusciti a allocare in sede nazionale, risorse importanti per i prossimi 2 anni, per accompagnarvi e sostenere nella duplice sfida della transizione green e digitale e nel contempo riforme significative, perché questo è il governo delle riforme che aiutino le imprese nel mercato. Abbiamo realizzato il disegno di legge sulla concorrenza, disegno annuale,
ma non affatto scontato, perché in 15 anni i governi che ci hanno preceduto avevano disatteso per 13 anni questo impegno del disegno di legge annuale sulla concorrenza. Lo aveva fatto solo una volta, se ben ricordo, il governo Renzi e un'altra volta il governo Draghi in 15 anni. Noi invece l'abbiamo fatta quest'anno, il disegno di legge sulla concorrenza è in diritto d'arrivo in Parlamento e la faremo ogni anno, come la legge ci impone, un disegno annuale sulla concorrenza per alimentare il mercato e quindi sostenere le imprese. E nel contempo ho annunciato qualche ora fa che faremo anche il disegno annuale sulle piccole e medie imprese per facilitare l'attività e sostenere l'attività delle piccole e medie imprese. Anche in questo caso vi era una legge del 2011 realizzata nelle ultime fasi dal governo Berlusconi e del tutto disattesa da tutti i governi che sono succeduti in questi 12 anni. E noi nel prossimo anno la attueremo con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, che sarà realizzata ogni anno proprio per facilitare sempre più l'attività delle piccole e medie imprese, e quindi avrete ogni anno 2 riforme annuali che andranno nella direzione di più sostegno alle piccole e medie imprese e di più concorrenza in un mercato in cui ciascuno deve operare ad armi pari. La legge annuale sulla concorrenza e la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Questo è un impegno che prendo in questa platea, insieme agli altri di cui vi ho già descritto. Noi siamo in campo, finalmente il governo c'è, lo dimostra con i provvedimenti nazionali, lo dimostra in sede europea. Abbiamo radicalmente cambiato il regolamento sull'Euro 7 per sostenere l'impresa dell'automotive italiano. Abbiamo radicalmente cambiato il regolamento sul packaging per sostenere le imprese del riciclo italiane che sono leader nel mondo. Stiamo modificando il corso delle norme europee nella piena consapevolezza che c'è bisogno di un'Europa, ovviamente anche di una nazione, che sia ben consapevole che l'obiettivo della sostenibilità ambientale deve essere fatto insieme alle imprese e quindi insieme alla sostenibilità sociale e produttiva che voi garantite col vostro lavoro ogni giorno. Buon lavoro e scusate se dovrò lasciarvi con questo semplice messaggio. Ministro, grazie mille. Avete sentito le parole del Ministro che è appena rientrato da Abu Dhabi, dove ha consolidato i rapporti con i paesi del Golfo. Presidente Alessandro Trentin, come accoglie le parole del Ministro al Made in Italy? Quando ascoltiamo il Ministro, che sia del Made in Italy o di altri dicasteri, è evidente che sono tutte cose che vengono accolte in maniera molto positiva, perché sono necessità che il mondo delle imprese ha. Ha sottolineato un dato che era una diciamo, dei miei dubbi, delle mie domande che avrei fatto, che è proprio su questa disconnessione tra politiche europee che poi vengono calate a livello nazionale e la politica monetaria della banca centrale. Cioè ci troviamo, dopo aver superato la pandemia, dopo aver superato il rincaro delle materie prime schizzate alle stelle per vari motivi, oltre tra gli altri anche il bonus edilizio che ha gonfiato i prezzi, adesso ci troviamo, sembrava un momento di tranquillità, ci troviamo da tassi a zero a quasi il 4% di base più gli spread degli istituti bancari a mangiare i margini a causa del costo del finanziamento. Allora veramente sembra, una volta un ex ministro diceva, credo Tremonti, che come i videogiochi uccidi il mostro, no? E dice ho vinto, invece ti arriva un mostro ancora più grande. Io capisco benissimo gli sforzi che il ministro Urso fa e sono più che corretti. La mia paura è che se non avviamo un ciclo di produzione, di produttività, di margini, quindi di utili nelle aziende, andare continuamente a sopperire a questo problema con finanziamenti, questo vuol dire che sì, tampono il buco ma non sto crescendo, quindi ben venga il PNR, ben venga tutto, ma noi dobbiamo crescere e vuol dire fare ricavi, meno costi uguale utili. Dobbiamo avere un minor costo in generale, che pesa moltissimo, energetico, non come lo finanziano, deve essere sostenibile, e un minor costo anche della tassazione, perché in un bilancio è un costo. Certo.
Certo. Vincenza Frasca, dopo aver sentito il Ministro, volevo fare una riflessione con lei. Molte aziende delocalizzano e alcuni suoi colleghi, alcuni imprenditori, vendono a dei fondi. Ecco, non è un po' a rischio così il Made in Italy? Assolutamente sì, quindi ci vogliono interventi seri, cioè adesso siamo stati il primo paese a prendere questa quarta rata, no? Però adesso la parte più difficile inizia ora, perché per mettere a terra tutti questi lavori ci vorranno grossi investimenti. Ci sono gli aiuti, ma ci sarà anche fondamentale la formazione, perché cambia tutto un sistema. Ed è necessario che proprio le pubbliche amministrazioni siano anche istruite per dare risposte alle imprese, perché se abbiamo un buon PNRR ma poi l'imprenditore non ha risposte perché i progetti sono troppo complicati, allora diventa veramente difficile. E allora dobbiamo fare massa critica tra di noi imprenditori e al di là delle confederazioni unirci tra di noi, fare massa per avere quell'importanza poi davanti alla politica e per avere delle risposte, insomma. Certo, grazie Vincenza Frasca. Insomma, quando si parla di Made in Italy il tema insomma, è molto importante, molto strutturato. Ecco, come dal suo punto di osservazione, professor Carlos Kerber, dal suo punto di osservazione ha sentito le parole del Ministro al Made in Italy. Ecco, come le giudica? Allora, è la prima volta che ho potuto ascoltare questo Ministro e ho ricevuto l'impressione che è un Ministro che parla sinceramente, si occupa veramente dei problemi delle imprese e che si identifica completamente con le imprese. Dunque, dico questo senza conoscere personalmente il Ministro, ho imparato della signora Vincenza a quale partito appartiene, ma mi sembra essere non troppo importante. È un uomo che vorrebbe lottare per le aziende e le imprese e così dovrebbe essere un ministro. È così facile. Ecco la mia impressione. Grazie Marcus Kerber. Assessore, ha sentito le parole del Ministro Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy. Ha raccontato molte cose. Quali sono le ricadute poi su questo Veneto, sul tessuto industriale di questo Veneto? No, il Ministro ha dato dei numeri interessanti e ci ha raccontato di decisioni anche importanti. Ce n'è una che in realtà non mi vede particolarmente entusiasta ed è quel 1,8 miliardi dedicato alla ZES unica del Sud. Allora noi ci abbiamo messo oltre 5 anni per arrivare ad avere una ZLS del Nord, che è quella che riguarda Porto Marghera e il Polesine. È uno strumento questo previsto dalla normativa comunitaria che consente di adottare strumenti di attrazione di investimenti per aree, diciamo, che hanno dei margini di miglioramento importanti. E due fra le aree più fragili che abbiamo da un punto di vista dello sviluppo economico era proprio Porto Marghera e il Polesine. Ci abbiamo messo 5 anni perché non era prevista per il nord, ma le ZES di fatto sono previste solo per il sud. Abbiamo coinvolto il Parlamento, i vari governi che si sono succeduti. Alla fine siamo riusciti ad avere il riconoscimento di questa ZLS che diventa strategica per lo sviluppo di queste due aree all'interno della Regione Veneto. Manca ancora la firma ultima del decreto perché sappiamo che i tempi sono biblici, però francamente vedere che viene fatta una ZES unica del Sud e viene messo 1,8 miliardi e nella ZLS del Nord 0. Lo scalino si nota. Ecco, allora io ho portato un emendamento alla finanziaria in commissione, nella conferenza Stato-Regioni, commissione attività produttive, che con mio grande stupore è stato votato all'unanimità, anche dalla Regione del Sud, perché ritengono giusto. Io ho chiesto praticamente che venga estesa questa copertura finanziaria anche alla ZLS del Nord. Poi ho scritto a tutti i nostri parlamentari veneti, chiedendo loro di farsi carico di questo emendamento presso la finanziaria. Ad oggi non ho avuto neanche una risposta, ma insomma io sono fiducioso, però resta sempre il fatto che laddove hai la possibilità
di mettere benzina su una macchina potentissima come è l'economia del Veneto, no, metti nella ZES del Sud che useranno le risorse chissà quando. Cioè noi siamo la prima regione per crescita di PIL e per occupazione, e non è che non lo facciamo solo per noi. Non c'è meritocrazia? Sì, ma è sbagliato proprio da un punto di vista deciso concettualmente, perché mettere in grado regioni come l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia di continuare a correre significa mettere in sicurezza il paese, non so come spiegarlo, ma le tasse le paghiamo qua, la ricchezza viene prodotta qua, gli ospedali del Sud spesso e volentieri vengono fatti grazie a risorse che arrivano da qua. Allora è una politica miope quella di non dare ulteriore benzina a chi è in grado di consumarla. Però insomma io sono ottimista, spero che ci sia questa sensibilità di estendere anche al Veneto questo provvedimento che riguarda al momento solo il Sud. Grazie. Professor Lottieri, ha sentito l'assessore, dice il Veneto è una macchina da corsa dal punto di vista economico, però gli manca la benzina, non gli viene data abbastanza benzina. Lei come la vede? La mia considerazione sarà molto generale. Ascoltando il Ministro facevo questa riflessione tra me, ma esistono, diciamo, nei manuali due modelli estremi di economia. C'è un modello in cui c'è qualcuno che pianifica dall'alto l'intera attività, è stata la vecchia Unione Sovietica, no? Stabilisce chi deve fare l'acciaio chi deve finire, i vari cantieri e così via. E poi c'è un modello, che è quello che preferisco, ma credo che anche molti in questa sala preferiscono, in cui ognuno gestisce la propria attività in concorrenza con gli altri, cercando di dare il meglio, di mettersi a servizio quindi dei consumatori. Purtroppo il nostro Ministro si trova in una situazione intermedia, sentite le parole, anche il piano, daremo questi soldi, a fondo perduto, e non è questo il mondo che mi piace, ve lo confesso. Sarebbe molto meglio, qui chiudo davvero, e mi scuso se dovrò andare via perché ho anche un treno, i treni qualche volta arrivano in orario, non sempre, ma qualche volta arrivano anche in orario, può succedere. A me sarebbe piaciuto di più sentir dire questo: cercherò di lasciare i soldi a chi li ha prodotti. Credo che questa sia la vera politica a favore del Veneto. Grazie al professor Carlo Lottieri. Grazie. Scusate, Grazie per i suoi interventi. Ciao Carlo, grazie Molto mille, interessanti. grazie, ci sentiamo. Il professor Carlo Lottieri. Aldo Rozzi Marin, anche lei ha ascoltato il ministro del Made in Italy, chiedo anche a lei una opinione come veneto che però insomma, conosce anche l'altra faccia del mondo, quella del Sud America. Il Sud America in questo momento ci sono diversi paesi che sono in grande crescita, abbiamo parlato di Made in Italy, però c'è anche il Made in Cile, il Made in Argentina, c'è una rivoluzione anche dal punto di vista economico nel Sud America. Sì, Made in Italy, e quindi sentire, io credo che l'invito è a tutti gli imprenditori dell'Assemblea a continuare a viaggiare, conoscere i mercati, e facendo una riflessione. Il Veneto, per quanto riguarda l'export, ha 82 miliardi. Se guardo i dati dell'export che vanno ai paesi dell'Europa, questi sono 51 miliardi, quindi la internazionalizzazione viene un po' meno, è come se parlassimo Miami quanto vende a New York eccetera, in una concezione degli Stati Uniti d'Europa. Credo che si possa fare molto di più in quell'area del mondo che è il Sud America. Infatti, se guardiamo i dati degli ultimi 10 anni, l'export verso il Messico è stato raddoppiato. Per quanto riguarda il Sud America, il Cile, dopo il Brasile, è il secondo paese di esportazione, e anche lì è cresciuto di più del 50%, e si sono mantenuti quelli verso l'Argentina e verso il Brasile.
interessante la riflessione sul mercato dell'Alleanza del Pacifico, quindi Messico, Colombia, Perù e Cile. È cresciuto molto, io credo che c'è molto spazio per le nostre imprese, quindi con una maggiore conoscenza di questi mercati e pianificazione di attività, missioni, eccetera, si possono conoscere anche questi fratelli di oltreoceano che hanno fatto successo nelle loro attività e che sono pronti a dialogare con le imprese venete. Finisco dicendo che venerdì abbiamo assegnato un premio Hambre Beggiato come associazione, e a una ragazza del Rio Grande do Sul, quelle che noi chiamiamo per la grossa presenza di veneti l'8ª provincia veneta, e ha fatto una tesi di laurea presentata 15 giorni fa nell'Università di Caxias do Sul, che parlava proprio del settore vitivinicola e come questo settore, sia per il patrimonio culturale, il modo di piantare le vite, il modo di produzione utilizzando macchinario veneto, eccetera, dimostra come è così distante quel continente, ma allo stesso tempo ha un cuore che è polsa veneto. Grazie. Dunque, mancano 2 minuti e dovrebbe collegarsi il ministro Matteo Salvini, il ministro alle infrastrutture. Le infrastrutture in questo momento nella Regione Veneto sono fondamentali, anche perché si parla molto di PNRR. Mi piacerebbe poi sentire anche il ministro Salvini sull'autonomia, perché è una riforma che qui in Veneto è richiesta ormai da tempo e ancora non è stata attuata. Però sono stati fatti grandi passi avanti, vero Roberto Marcato? Lei attende, eh? Lui finché non vede, non crede. Se attende l'assessore, noi cosa possiamo fare? Attendiamo tutti. Dobbiamo per forza attendere. Quindi ci accodiamo, attendiamo tutti, Roberto Marcato. Io credo che lui dica così perché non sa più cosa dire. Ah, ok. Perché ha detto tutto quello che si poteva dire. È veramente una cosa inaccettabile alla fine, no? Sappiamo quanti sforzi ha fatto sia Regione Veneto che poi Roberto Marcato nella sua persona, quanto si è speso per questo referendum, lo abbiamo celebrato, forse la più grande partecipazione popolare, no? Che abbiamo avuto negli ultimi tempi, una grandissima maggioranza. E poi cosa vuol dire? Vuol dire che ci stanno dicendo che non contiamo niente. È molto pericoloso questo. Cioè crea una sensazione, secondo me, interna di poca appartenenza, no? allo Stato, perché per me è inaccettabile. Adesso sentiamo che cosa ci risponderà poi Matteo Salvini nelle vesti di leader della Lega, segretario federale della Lega, e nelle vesti poi di ministro, perché lì invece il tema è il PNRR, il grande tema. Sì, il tema è il PNRR, anche il ministro Urso, cioè, credo che sia il termine più usato ultimamente anche a cena, cioè cosa mangiamo? Piano PNRR. nazionale di residenza e resilienza. Ricordiamoci che per quanta enfasi si metta su questi soldi che arrivano, la gran parte sono a debito. Quindi tanta festa io non la farei, per carità. È ovvio che però se c'è un'emergenza la si deve usare. Quindi sono tra l'altro fondi europei che vengono gestiti dallo Stato e che vanno a premiare i progetti che vengono ritenuti meritevoli, che vengono presentati poi dai comuni, per esempio. Però faceva presente proprio il ministro Salvini che sulle strade, per esempio, non si è visto granché più del PNRR. Adesso gli chiederemo anche questa cosa, vediamo se ci siamo. No, non ci siamo. Aspetta. 10 minuti di ritardo. Signori, 10 minuti di ritardo, ma li riempiamo bene perché i temi che abbiamo affrontato... È colpa delle strade che con le buche non arrivano. È colpa delle strade. E forse si è andato a preparare sulla risposta dell'autonomia. Ha preso tempo. Se arriva preparato e mi dice che arriva, va benissimo. Va bene. Anche un quarto d'ora, sì, certo. Gli diamo anche 5 minuti in più.
Markus Kerber. Sì, allora aspettando il Ministro vorrei concretizzare alcuni progetti industriali fra l'Italia e la Germania. Ce ne sono tanti, soprattutto nel campo dell'alta tecnologia. Sì. Sfortunatamente abbiamo all'est dell'Europa una guerra reale che esige una riforma completamente della nostra industria dell'armamento. Sfortunatamente la Germania non è riuscito a emanciparci dalla Francia e fa tanti progetti con la Francia. Allora il settore della marina militare è un settore eccezionale dove la cooperazione fra l'Italia e la Germania si fa con risultati completamente convincenti. Dobbiamo amplificare questo settore. Questa guerra non direi una opportunità, ma ci obbliga, ci forza a riorganizzare le nostre industrie di armamento. L'Italia è un paese con altissima tecnologia in tanti campi e Europa in questa situazione non è limitata alla cooperazione fra la Francia e la Germania. Parlo un po' come riservista della Marina Militare e soprattutto della squadra dei sommergibili, ma vorrei invitare il Veneto a attirare capitali, investitori, imprese, perché questi investitori trovano qui un contesto, un cluster tecnico-industriale completamente conveniente, ma l'iniziativa dovrebbe essere presa un po' anche del Veneto e l'ora di una iniziativa adesso non bisogna aspettare neanche un attimo. Grazie, avete sentito, è un invito che arriva dal professor Markus Kerber direttamente dalla Germania. Aldo Rozzi Marin, ma quali sono i settori economici più in espansione nel Sud America e che possono magari avere anche un interscambio con il Veneto, con l'Italia? Beh, sicuramente il settore metalmeccanico vede importante voce dell'export, ma ci sono tanti anche altri settori in espansione. Si parlava prima del settore energetico, faccio presente che Enel, che è presente in 30 paesi nel mondo, è l'azienda più importante nel settore elettrico del Cile e sta portando avanti grandi progetti, per esempio nel settore dell'idrogeno verde. È la prima azienda nel Cile a non usare il carbone. Cile è molto impegnato, intende assolutamente ridurre le proprie emissioni di CO2 e entro i prossimi 30 anni chiuderanno tutta la produzione di carbone. Entro il 2024 8 saranno assolutamente chiuse, ma questo permette di ragionare sul fatto che se un'azienda come Enel arriva in Cile è importante nel settore elettricità e uno comincia a vedere i progetti, per esempio quello sull'idrogeno verde che sta facendo vicino a Punta Arenas, dove in un consorzio internazionale con i tedeschi e la Porsche sta producendo l'idrogeno verde, significa che molte delle imprese con contratti su appalti possono arrivare a entrare in questi mercati. Io ho visto molti contratti di subappalto in questo settore e quindi sarebbe importante riflettere come a livello dello Stato aiutare di più la piccola e media impresa che possano arrivare a questi mercati quando non c'è il transatlantico tipo Enel che aiuta ad arrivare. Quindi. Grazie. Io direi che possiamo, prima che si colleghi il Ministro Salvini, fare un ultimo giro, ma molto veloce, e chiedo a tutti quanti, a cominciare da Vincenza Frasca, qual è il messaggio che vuole che rimanga di questa giornata, di questa assemblea? Il messaggio che
a cui tengo molto è questo, che ci sono certe partite nazionali ed europee che vanno giocate con la maglia della nazionale. Al di là di quello che possono fare le varie confederazioni, dalle più vecchie alle più recenti, comunque sono tutte confederazioni che rappresentano parte degli imprenditori. Quindi bisogna unirsi senza gelosie che ormai non si usano più e giocare la partita veneta, la partita nazionale e la partita europea con la maglia nazionale. Grazie. Aldo Rozzi Marin, che cosa deve rimanere di questa giornata, di questo confronto? Allora, intanto un ringraziamento e l'attenzione a quel mondo, con magari facendo presente il motto dell'associazione: le radici profonde non gelano mai, e facendo presente che i nostri fratelli oltreoceano vogliono fare impresa e crescere con i nostri imprenditori. Grazie. Marcus Kerber, professore, cosa deve rimanere di questa prima assemblea regionale? Di questa giornata, che è venuto il momento quando la voce del Veneto si alza, si manifesta, e questa voce è una voce della libertà imprenditoriale, e questa voce dovrebbe essere ascoltata in Germania, in tutta la Germania, e imprenditori familiari del nostro paese, del nord e del sud, e soprattutto nella mia regione natale, la Westfalia, dovrebbero fare alleanza con il Veneto, con i suoi imprenditori. Assolutamente impedisce l'Italia e la Germania di fare passi avanti nella cooperazione industriale, e credo che questa giornata dà una impulsione importante a una tale iniziativa. Grazie. Grazie. Bene, grazie al professor Marcus Kerber. Lo chiedo anche all'assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Mercato. Ma la conferma ancora una volta che in questa regione c'è un sistema straordinario. E io credo che il fatto che qua da sempre tutti lavorano, tutti hanno nel proprio DNA questa dimensione, per cui gli imprenditori, i giovani imprenditori, i vecchi imprenditori, i politici, il sistema universitario, le associazioni, essendo fatte tutti questi ambiti da lavoratori, c'è la consapevolezza che non c'è altro modo per creare ricchezza se non facendo impresa, e questo è un modello che abbiamo noi, ed è questa la cosa, un'altra ulteriore conferma che abbiamo avuto anche questa sera. Roberto Mercato, ma non si sente osservato da dietro, dalle spalle? Mamma mia, ce l'ho proprio dietro. Ciao Matteo. Buonasera Ministro Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ministro, però, buonasera, però la prima domanda che gliela facciamo sull'autonomia, perché il Veneto sta aspettando da tanti anni questa riforma, abbiamo iniziato un iter importante. A che punto siamo? Perché c'è chi dice: finché non vedo, non credo. Beh, giusto, dopo 30 anni è giusto che in Veneto, come in Lombardia, che sono le due regioni dove milioni di cittadini hanno votato per un referendum istituzionale per chiedere l'applicazione della Costituzione, è giusto attendere il passaggio finale. Devo dire che fra mille difficoltà in questo anno di governo il ministro Calderoli, che è uno dei padri fondatori non solo della Lega ma dei padri dell'autonomia, perché anche i suoi genitori furono fra i primi autonomisti, quando parlare di autonomia in Italia era assolutamente improbabile, è riuscito a portare a casa un lavoro che nessun altro penso sarebbe riuscito a portare a casa, quindi l'iter parlamentare sta viaggiando spedito, e conferma lui come confermo io, ma non perché ci sono le elezioni europee a giugno 2024 o perché, come scrive qualche giornale,
è un capriccio della Lega e di Salvini portare a casa l'autonomia. L'autonomia significa, ve lo dico a una platea di imprenditori che a fine mese devono pagare stipendi e quindi devono tagliare sprechi, devono migliorare la catena di comando, devono innovare, devono guardare agli altri mercati, devono competere in base al merito e alla qualità del prodotto. Autonomia significa responsabilità, autonomia significa permettere ai territori a nord come a sud di esercitare al meglio le loro competenze in quelle materie che si sentono di poter gestire meglio a livello locale, spendendo meno dello Stato e offrendo ai cittadini del territorio un servizio migliore. La Costituzione già lo prevede, è curioso come qualche forza politica o qualche governatore che fu un sostenitore del processo di autonomia, oggi, visto che c'è un governo con la Lega e col centrodestra, ha cambiato idea, però cambiare idea in democrazia è assolutamente legittimo. Posso garantirvi che faccio e faremo di tutto, e all'interno del governo c'è sintonia, perché nel 2024 si dia finalmente risposta alla volontà popolare di milioni di veneti e milioni di lombardi. La cosa bella di questo anno di governo è che, avendo girato anch'io quasi tutta Italia, parlando di infrastrutture ovviamente, parlando di alta velocità, di porti, aeroporti, di strade, autostrade e ferrovie, il tema dell'autonomia però non è più solo un tema vicentino, bergamasco, piemontese, è un tema che in Basilicata, che è terra ricca di acqua e di energia, sentivo prima che state parlando di energia, è assolutamente sentita, ma anche in alcune... L'ultimo incontro sull'autonomia, non l'avrei mai detto quando ho fatto la prima tessera della Lega 30 anni fa, l'ho fatto il mese scorso a Napoli, sul lungomare di Napoli, con una sala strapiena di gente stufa di essere mal governata e senza avere una responsabilità di questo malgoverno. Ecco, l'autonomia ti dà nome, cognome e codice fiscale. Se le cose vanno bene, il cittadino, l'imprenditore sa a chi a dire bravo. Se le cose non funzionano, non è più colpa della sfortuna, del maltempo di Salvini o dell'autonomia che ancora non c'è. Quindi conto che nel 2024 sia realtà, e dopo 30 anni di battaglie sarà una grande soddisfazione. Bene, speriamo che il 2024 sia allora l'anno giusto. C'è il presidente di Confimindustria Veneto, Alessandro Trentin, che le vuole rivolgere una domanda. Intanto, Ministro, buonasera e grazie di essere nostro ospite, veramente grazie. È un piacere. E qui a fianco a me ho un ospite che è intervenuto fino ad oggi, fino a questo momento, di nazionalità tedesca, quindi viene dalla Germania, parla un ottimo italiano. Se a lui dicessi e chiedessi, no, cosa ne pensa di una struttura federale dello Stato, probabilmente mi guarderebbe sorridendo. Dice, da noi è una cosa normale. Secondo lei, perché da noi nominare un'Italia federale è un qualcosa che fa vibrare le corde di qualche nazionalismo ormai, forse, che pensavo io sopito, ma non lo è? Perché si è ideologizzato il tema. E quindi per una parte politica è no a prescindere, ma in Italia si riescono a ideologizzare anche le opere pubbliche, i no Mose. Io dico grazie a Dio che Venezia al Mose, che ha salvato una delle perle del mondo da danni irreparabili. Ci sono i no TAV che non vogliono la ferrovia, ci sono i no TAP che non vogliono l'energia elettrica, ci sono anche i no autonomia, perché magari non ci sono in Germania, però in Italia i professionisti del no sono una minoranza rumorosa, chiassosa, che si fa vedere. Quindi io l'appello che faccio alle realtà, invece che portano i sì, portano sui tavoli dei governi le proposte, le soluzioni, le idee, è di farsi sentire di più. Io sarò ospite dell'Assemblea di Confimi Nazionali il 5 dicembre qua a Roma, se non ricordo male, e torno apposta da Bruxelles, visto che il tema è l'Europa, perché io il 4 dicembre dalla mattina alla sera tarda sarò a Bruxelles al Consiglio europeo dei trasporti. E a proposito di ideologia, non so, ho visto i lavori e gli ospiti e vi faccio i complimenti di oggi pomeriggio, però questa Europa che è passata all'ideologia green, senza nessun fondamento scientifico, economico e sociale, va ricondotta
sulla retta via, perché non possono essere i cittadini, gli agricoltori, gli imprenditori a pagare i capricci di qualcuno che ad esempio vuole distruggere il settore produttivo dell'auto, che ha nel Lombardo-Veneto un collegamento con la Germania. Se Volkswagen è costretta a licenziare è un problema anche per il Veneto e per l'Italia. Ce lo diciamo tranquillamente, la Lega lo dice da anni, adesso fortunatamente siamo in buona compagnia. Imporre da Bruxelles, a proposito di centralismi e statalismi, che dal 2035, che è domani mattina, si possono vendere o comprare solo auto elettriche, è una follia, è un'idiozia, è un suicidio, è un regalo alla Cina, è un danno per le imprese italiane, tedesche, europee. Ma questo vale per le tasse sugli imballaggi, per le tasse sulla plastica, per le tasse sulle emissioni portuali e aeroportuali. La transizione ecologica non è un'ideologia marxiana, ha bisogno di tempo, di buonsenso, di finanziamento. Non la possono pagare gli imprenditori, soprattutto le piccole e medie imprese e i cittadini. Quindi io conto che l'Europa stia cambiando verso, e il voto in Olanda di pochi giorni fa lo testimonia, perché uno dei padroni di questa folle, spregiudicata, arrogante ideologia pseudo-green, Timmermans, è stato sonoramente bocciato dai suoi elettori. Quindi io penso che sui temi dell'ambiente, così come su quelli delle infrastrutture, dei lavori pubblici, dello sviluppo del territorio, la politica deve trovare il modo di unirsi. Io sono stato sui cantieri della Brescia-Verona-Vicenza, la tangenziale di Vicenza, sarò a Venezia con Luca Zaia lunedì 11 dicembre per la posa della prima pietra per i lavori di collegamento con l'aeroporto e la città. Tornerò a inizio anno per il completamento della Pedemontana e io dico grazie al sistema veneto, grazie al coraggio e alla visione dei veneti, è stata la più grande opera pubblica infrastrutturale con capitali privati in lavorazione negli anni passati e dà soddisfazione, sbocco, velocità, business e mercato a decine di migliaia di persone quotidianamente. Anche lì ovviamente c'erano i comitati del no, quelli che non volevano le Olimpiadi in Veneto e in Lombardia. Grazie a Dio le Olimpiadi porteranno 5 miliardi come minimo di valore aggiunto sui territori. Ecco, io sono in un ministero, lo vedete alle mie spalle, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha un grande onere e un onore, è quello di recuperare qualche anno di mancati investimenti, di mancate progettazioni, di mancata manutenzione. E quindi stiamo lavorando su strade, autostrade e ferrovie, e la mia soddisfazione è che anche grazie al nuovo codice degli appalti, che ho portato in Consiglio dei Ministri, che il Parlamento ha approvato, che è legge dal 1° di luglio e che entra nelle aziende di chi è in sala, le piccole e medie imprese hanno più spazio di lavoro, di operatività. Abbiamo scelto la suddivisione in lotti per gli appalti pubblici, per chi vuole lavorare col pubblico, dando una premialità a chi utilizza materiali italiani ed europei per evitare di fare un altro regalo alla Cina, alla Turchia o a paesi che non rispettano le nostre normative ambientali, sindacali o sociali. Una riflessione, poi vi ascolto se c'è qualcosa da aggiungere. Il Ministro dei Trasporti, sono stato attaccato dalla CGIL e dai sindacati di base nelle ultime settimane perché ho esercitato non un diritto ma un dovere che la legge mi consente di esercitare. Io non metto in discussione il diritto allo sciopero, è previsto e tutelato dalla Costituzione, quindi se qualche organizzazione vuole fare uno sciopero liberissima di farlo, però c'è anche, ed è mio dovere tutelarlo, il diritto al lavoro, alla mobilità, allo studio, alla salute di decine di milioni di italiani che non possono rimanere a piedi giorno e notte. Quindi l'ho fatto nelle settimane scorse, se servirà lo farò nelle occasioni a venire. Gli scioperi di 24 ore che paralizzano un intero paese da nord a sud in un momento economicamente complicato per tante imprese e tante famiglie, finché sono Ministro dei Trasporti dovrà essere discusso a questo tavolo. Quindi scioperare per un limitato numero di ore è previsto, è legittimo. Bloccare il paese di venerdì o di lunedì una volta al mese non sarà più né concesso né consentito. Grazie. Grazie Ministro. Ministro, grazie mille.
Grazie a voi. Grazie. Vediamo il 5 a Roma. Volentieri, in presenza. In presenza. Grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Beh, io direi che siamo davvero in chiusura, vero Maria Chiara? Sì, assolutamente, abbiamo concluso questa interessantissima tavola rotonda. Salutiamo i nostri ospiti. A cominciare Alessandro. da Aldo Rozzi Marin, presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo, grazie. Il professor Carlo Lottieri l'avevamo già salutato, il professor Marcus Kerber, docente all'Università Tecnica di Berlino, economista ed avvocato, grazie professore. Cartaceo, se no ti giro. Vincenza Frasca, presidente del gruppo donne di Confindustria Nazionale. Roberto Marcato, assessore regionale Veneto allo sviluppo economico e all'energia. Arrivano dei fiori per Vincenza Frasca. Grazie. Ciao Roberto. E poi il nostro padrone di casa. Il nostro padrone di casa, il presidente di Confimi Industria Veneto, Alessandro Trentin. Grazie. Grazie Carlo. Chiara. Ci vediamo dopo? Grazie. Beh, ormai saluto tutto questo pubblico. Ti fermi poi? Mi fermo volentieri. Io vi ringrazio per essere stati con noi e speriamo che questo confronto, questo libero confronto di cui abbiamo parlato all'inizio, vi sia piaciuto. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione. Grazie. Maria Chiara. Grazie Carlo. Continuiamo e proseguiamo con il nostro evento perché il prossimo ospite che ci intratterà sarà il professore Alessio Roberti, avete visto il programma, un interessantissimo intervento, scusatemi, quindi invito sul palco il professore di comunicazione efficace e media digitali del corso di laurea di gestione d'impresa Alumni Oxford, insomma. Adesso perdonami, ma è un curriculum così troppo lungo. Benvenuto, ti lascio il palco, ti lascio la parola. Puoi andare là, puoi camminare, puoi fare. Ma che bravo, esattamente. Ha già calcolato il ritardo lui. Mi sentite bene? Allora, io cercherò di darvi un po' di stimoli. Io ho iniziato 25 anni fa in questa meravigliosa città, in questa meravigliosa regione, perché è vero che ho studiato negli Stati Uniti e tutto, però la maggior parte, come si dice tecnicamente, ho imparato a mettere a terra qui in Veneto. Terra, come abbiamo già sentito dire, di grande concretezza. Io stasera voglio darvi alcuni stimoli su ciò che ho imparato manca a alcune aziende, soprattutto alle PMI italiane. Alcune differenze le ho preparate e riguardano, anzi vi faccio già una domanda, dai, visto che un po' insegno, quindi posso fare domande. Quanti di voi sanno che differenza c'è tra il marketing e il branding sulla mano? Qual è la differenza tra marketing e branding? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 10%? Ora, partiamo subito con questo, perché sono appena tornato, sono stato settimana scorsa a insegnare negli Stati Uniti. Lunedì Londra, ieri l'altro ieri Sardegna, Forte Village, e oggi finalmente qui torno in questa terra. E una delle cose importanti su cui sto cercando di far ragionare tutti è la differenza tra marketing e branding. Tu hai un problema di marketing se non ti conoscono. Market significa mercato, giusto? Quindi se tu non sei sul mercato, non ti conoscono, quindi non possono sceglierti. Tant'è che alcune multinazionali, io ne ho seguita una che ogni tanto quando guardo i bilanci mi spaventa, perché ha un budget di comunicazione di 8,5 bilioni l'anno. Stiamo parlando di una delle più grandi aziende al mondo. E loro dicono, la prima cosa è che se uno non sa che ci sei, non può sceglierti. Quindi non scelgono il migliore. Non scelgono il miglior prodotto, non scelgono il miglior servizio, non scelgono la miglior azienda. In americano usiamo questo concetto, best known, cioè scelgono coloro che conoscono. Quindi se tu non sei conosciuto hai un problema di marketing.
allora devi investire per andare sul mercato. Questa grande multinazionale a budget, che ha 8,5 bilioni di comunicazione, lo chiama market access. Cioè io devo investire per andare sul mercato. Marketing, market è mercato, ing è un verbo, quindi vado sul mercato. Quindi se non vi conoscono dovete cominciare a fare un lavoro che è come facciamo a mettere il nostro prodotto, il nostro servizio, il nostro marchio davanti a, e stasera ci ragioniamo insieme, il pubblico target. Una delle consulenze che mi è costata di più e da cui ho imparato molto, me lo ricordo per tutta la vita, New York, ponte di Brooklyn, arriviamo dall'altra parte a Brooklyn, incontro uno dei consulenti più importanti, era un mio insegnante, e mi disse: dove vai a pescare, Alessio? Dove vado a pescare? E lui mi guarda: vai a pescare dove sono i pesci. Se vai a pescare dove non sono i pesci, perdi budget. Quindi il primo elemento è: dobbiamo andare sul mercato, ma non sul mercato in generale. Sul mercato dove è posizionato il nostro pubblico target. Se abbiamo più pubblici, dove andiamo? Stiamo seguendo un'azienda qui in Veneto, qui, tra l'altro qui vicino, fa macchinari industriali. Mi dicono: ci fai un'analisi della comunicazione lato social? Io, come vedete, sono un boomer di generazione 52 anni quasi, però insegno all'Università Comunicazione Efficace e Media Digitali, quindi mi sveglio la mattina, c'è chi legge il Corriere Repubblica, io leggo i dati dei social, tutti i giorni, che cambiano tutti i giorni. TikTok sembrava uno strumento per bambini, oggi se andate negli Stati Uniti su TikTok ci sono i professionisti. Ci sono alcuni marchi, penso ai gioielli, che li vendono su TikTok. Facebook, quando mio figlio me ne ha parlato, ho detto: Facebook è una roba per ragazzi. Secondo voi qual è il pubblico di Facebook oggi? Over 50. Mio suocero chiama mio figlio e dice: mi apri Facebook? Mi fa: perché? Perché voglio vedere cosa c'è nel paese. Perché? Perché oggi Facebook è lo strumento over 50. Se il nostro pubblico sono donne, secondo voi in Italia dov'è il pubblico di donne tra i 35 e i 55? Instagram è il mezzo più amato. Ci manca ancora qualche strumento, giusto? LinkedIn, YouTube. Ora seguiamo questa azienda e gli dico: cosa fate voi? E noi abbiamo questi macchinari vengono utilizzati, adesso per motivi di privacy non vi dico cosa, però sono macchinari industriali, vengono utilizzati dagli operai per fare questo tipo di produzione. Io ho detto: che mezzi state utilizzando? Perché la nostra sfida è questa, giusto? Dobbiamo andare sul mercato, ma al pubblico target. Non mi dicono: stiamo usandoli un po' tutti. Io ho detto: bene, andiamo a vedere i dati. Cosa scopriamo? Interessantissimo. Gli operai guardano il sito dell'azienda per vedere i macchinari su quale canale secondo voi? Facebook. Gli uffici acquisti guardano gli stessi macchinari, ma da quale mezzo di comunicazione? LinkedIn. Quindi abbiamo detto: dobbiamo fare una comunicazione. Il nostro mercato è operai su Facebook, uffici acquisti su LinkedIn, quindi due comunicazioni diverse. Ma tutti e due, sia gli operai che l'ufficio acquisti, vogliono vedere come funziona il macchinario. Dove vanno a vederlo? YouTube. Quindi abbiamo fatto una comunicazione che è la comunicazione per gli operai su Facebook, la comunicazione per gli uffici acquisti su LinkedIn e una comunicazione che fa vedere il macchinario per tutti e due su YouTube. Quindi quando parliamo di marketing dobbiamo porci la domanda: dove è il nostro pubblico target? Potrebbe essere su diversi mezzi, potrebbe essere le fiere in alcuni casi, potrebbe essere LinkedIn, potrebbe essere YouTube, potrebbe essere Instagram. Quindi marketing è: dobbiamo andare a mettere il nostro messaggio, prodotto, servizio, azienda davanti a dove si trova. Dopo di me vedo Ketty Panni seduta, con lei abbiamo fatto un lavoro interessante per le scuole perché sta portando avanti un progetto importante. Abbiamo detto: dobbiamo andare a parlare agli insegnanti. Ci siamo messi lì un pomeriggio, non 2 anni, un pomeriggio, abbiamo acceso la telecamera e abbiamo fatto un video per gli insegnanti. Questo era i primi di settembre. Abbiamo analizzato le visualizzazioni settimana scorsa, abbiamo raggiunto 1.100.000 persone.
Questo è quando vai sul mercato in modo chirurgico, cioè ti chiedi a chi mi rivolgo, dove sono e vado lì, con un messaggio specifico. Non abbiamo detto in generale c'è questa mostra. Abbiamo iniziato il video parlando di comunicazione con questa parola. Cari insegnanti. Tecnicamente, pubblico target, mi rivolgo a voi. Questo è un marketing fatto bene. Ora la domanda è: la differenza tra marketing e branding cos'è? Se io vi do 2 paia di scarpe, su uno c'è un baffettino, l'altro è una scarpa liscia. Quale delle 2 scegliete? Il branding è, quando ci sono più prodotti o servizi sul mercato, è fornire una motivazione a scegliere un determinato marchio. Può essere, come è successo in Nike, un marchio a cui è stata associata una serie di sensazioni. Io ho un figlio di 16 anni che per il momento non ha ancora dato grossi problemi. Poi un giorno mi dice: papà, mi accompagni a comprare le scarpe all'Orio Center? Che è il centro commerciale vicino all'aeroporto di Orio. E ho detto: oh, sta entrando in adolescenza, comincia a prestare attenzione a ciò che pensano gli altri di lui, perché l'abbigliamento non lo usiamo per vestirci solo, giusto? Lo usiamo per fare branding di noi stessi. Quindi un certo capo di abbigliamento comunica chi siamo, i nostri gusti, la nostra personalità, il nostro stile, a volte il nostro carisma. E gli dico: che scarpe vuoi comprare? Entriamo in quel negozio lì. E siamo andati in negozio della Diesel. Siamo usciti, probabilmente Renzo Rosso c'aveva sul conto corrente qualche centinaia di euro in più, io in meno, ma mio figlio era felice. Perché quando ha messo addosso quei vestiti hanno detto: mi sento che mi vanno bene, mi piacciono. Quindi il branding è il motivo per cui noi scegliamo un prodotto quando ci sono più prodotti sul mercato. Quindi se siamo in monopolio, andiamo sul mercato, facciamo marketing, diciamo: noi facciamo questo scorri slide, siamo gli unici, giusto? Ma se sul mercato ce ne sono altri, dobbiamo andare sul mercato e spiegare una cosa. Il branding è la risposta al perché devi scegliere noi rispetto agli altri. Ora, siamo in un momento storico molto importante, lo dico anche da psicologo e da sociologo, da docente di comunicazione efficace. Mai come in questo momento noi abbiamo accesso a mezzi di comunicazione a costo basso. Quando io mi sono laureato, la mia prima laurea è stata in sociologia a Trento, mi ricordo il professore di comunicazione, si chiamava Mass Media, e mi ricordo anche perché ero in riunione, ero lì con lui, gli telefonò D'Alema, mi cacciò fuori perché stava facendo la consulenza D'Alema, poi mi fece ritornare dentro e mi disse: in Italia comanda chi comanda i mezzi di comunicazione. Perché la televisione costa tantissimo, la radio costa tantissimo, quei 2 o 3 che hanno in mano quelli comandano la nazione. Se ci pensate, parzialmente è vero, perché ti mettono delle idee in testa. Nel 2024 noi abbiamo per la prima volta accesso a mezzi di comunicazione a prezzo bassissimo. Oggi pomeriggio ho parlato con una persona che oggi è qui seduta con voi e gli ho detto: tu oggi puoi creare la tua televisione, si chiama YouTube. Cioè tu puoi caricare dei video e farli arrivare a migliaia di persone. È impressionante. Io ho fatto 3 anni Rai 1, Rai 2, Rai 3 e quando ero là mi dicevano: ricordati che qui noi determiniamo cosa pensa la nazione. Oggi tu puoi accendere una telecamera con un costo anche basso, se ci pensate, una buona telecamera, 300-400 euro, 2 luci, e cominciare a fare un filmato in cui spieghi branding, perché devono scegliere te. Quindi tutte le azioni che noi facciamo che portano a far capire perché devono scegliere il nostro prodotto o servizio si chiamano branding. Se non lo facciamo noi, lo fa la concorrenza, noi ci estingueremo. Noi nel B2B, che è un'area che voi conoscete molto bene anch'io, siamo in un momento storico in cui finalmente anche il B2B si rende conto che più aumenta la concorrenza, più devo creare un'identità forte e devo comunicare perché devono scegliere noi rispetto agli altri. Tutte queste operazioni che fate, non per mettere il prodotto davanti, non per mettere il servizio davanti, si chiama marketing, ma per dire scegli noi rispetto agli altri per questo motivo, si chiama branding.
Quando voi lavorate in una grande organizzazione, l'altra sera mentre tornavo agli Stati Uniti, sentivo il capo del marketing di una grande multinazionale e continuava a dire dobbiamo fare marketing del nostro prodotto. Perché? Perché ce ne sono tanti di prodotti, dobbiamo spiegargli perché scegliere noi rispetto agli altri. Ora, io stasera cerco di darvi un po' di input e vi ho anche preparato un regalo, tra l'altro, perché abbiamo scritto un libro che uscirà a gennaio, quindi tra 2 mesi, però mi sono accordato con Fimi e col Presidente, ve ne ho portato una copia in regalo, in modo che se vi interessa questo materiale, uscite, ve lo prendete e ve lo leggete, oppure lo date a qualcuno all'interno della vostra organizzazione che si occupa di materiale sulla comunicazione. Però voglio darvi questo dato per farvi capire quanto è importante e perché ci tengo tanto. Io, come vi dicevo, ho 52 anni tra un po'. Ho iniziato a lavorare giovanissimo, anch'io, in realtà, a 14 anni, ai miei tempi si usava così, e non c'era internet. Il primo ufficio di comunicazione si chiamava fax. C'è qualcuno che lo usava il fax? Era il nostro strumento di... Già quando c'era il fax ti sentivi, e se finiva il nastro del fax e ti arrivavano i fogli bianchi, piangevi dicendo ho perso un ordine. Oggi siamo in un mondo in cui se una persona dimentica a casa il cellulare, torna a casa a prenderlo. Se dimentica i figli ci pensa, ok? Ma se dimentica il cellulare, torna. Come dice Alessandro Trentini, io senza cellulare non riesco neanche a accendere la macchina. Cosa ha fatto il cellulare? Ha delocalizzato, sentite bene perché voi da industriali parlate di delocalizzazione, ha delocalizzato la nostra attenzione. Oggi la cosa che ci viene spontanea a fare è accendere il cellulare e cercare qualcosa, che sia un prodotto, che sia un servizio. Guardate sti dati perché devono farvi riflettere. Il 93% degli acquisti B2B stiamo parlando, immaginatevi B2C. B2B, se sentono il tuo nome della tua azienda, dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi, prima di contattarti vanno online. La nostra vita è diventata una vita ibrida. Noi viviamo con i piedi per terra e la testa online. Mia moglie, quando le dico, mia moglie ha un'azienda industriale e quindi poi è laureata in economia e commercio, azienda industriale, mi dice sempre tutte cazzate quelle che dici tu. Poi in famiglia sei sempre il supporto giusto di chi ti vuol bene. Ora, quando mi sveglio la mattina, la guardo e gli dico cosa stai facendo? E mi dice colazione. Gli faccio, sì, ma che cosa hai in mano? Niente, il cellulare. E che cosa stai guardando? Instagram. Ah, tutte cazzate, eh? Cioè, siamo diventati talmente... È diventato talmente naturale accedere a informazioni che non ce ne rendiamo più conto, ma è naturale. Quindi un'operazione importante che, se non avete fatto, vi consiglio di fare immediatamente, è andare a digitare il nome della vostra azienda, dei vostri prodotti e dei vostri servizi. Perché il 93% delle persone lo farà prima di contattarvi. Andate a verificare la vostra reputazione online. Cioè che cosa esce? Perché? Perché per fortuna siamo in un regime libertario tale per cui voi potete intervenire su ciò che esce. Se fate un video su YouTube, avete una probabilità altissima di uscire in prima pagina. Per quale motivo? Sapete chi è il proprietario di YouTube? Google. Quindi Google chi fa uscire in prima pagina? La sua seconda azienda. Quindi quando io accendo questo coso, lo piazzo lì e faccio un video di un prodotto, di un servizio, di un qualcuno magari anche di tecnico vostro che spiega questo prodotto, questo servizio, io sto cominciando a entrare nel 93% delle ricerche che fanno quando cercano la mia azienda, i miei prodotti, i miei servizi. Se non lo fate voi, ci sono due possibilità. O lo fa qualche cliente, e in genere chi è che scrive? Clienti soddisfatti o insoddisfatti? Insoddisfatti. 7 volte di più rispetto a quelli soddisfatti. Quindi la reputazione online è un'azione che le aziende devono fare, creando contenuti che dicano noi siamo questi. Come azienda noi facciamo questo,
Se volete fare branding dovreste mettere anche i nostri clienti ci scelgono per questi motivi. Ci siamo al branding? Il branding è spiegare quali sono i motivi per cui i clienti vostri scelgono voi. Date un servizio post vendita alto, date una garanzia di un certo tipo, ci siete da tanti anni, quindi siete credibili. Abituatevi a fare branding, a spiegare il perché i vostri clienti scelgono voi, perché scelgono il vostro prodotto, perché scelgono il vostro servizio. Il cervello umano funziona per motivazione e la motivazione è spiegargli perché deve fare qualcosa. Ci sono tantissime ricerche che dicono che se tu sotto un video gli dici clicca qui per iscriverti al canale, lo fanno. Se non glielo scrivi, la percentuale che lo fa è bassissima. Quindi la comunicazione deve essere esplicita, cioè dobbiamo dire alle persone chi siamo, in cosa crediamo, perché veniamo scelti. Tutto sto lavoro viene chiamato branding. Il branding vi dà un'identità chiara. Tutti noi sappiamo chi è Apple, ma Apple investe in branding tantissimo. Se Apple aprisse un hotel, probabilmente abbiamo un'idea di come sarebbe, giusto? Perché ha una strategia di branding di comunicazione, quindi comunicazione molto lineare. Non ci immaginiamo un hotel della Apple con delle sedie tutte elaborate, ci immaginiamo un hotel molto lineare. Perché? Perché la strategia di branding è comunicare chi siamo, che stile abbiamo e perché scegliere noi e quali sono i nostri valori. Allora, l'essenza un po' di questo mio intervento di questa sera, poi ripeto, andate a approfondirlo se vi interessa, uscite, vi prendete un libro, l'abbiamo chiamato Acquisisci nuovi clienti comunicando la tua azienda, e è il nostro regalo, ci tengo a dirlo, è proprio questo, un'azione che manca molto nelle aziende, sentitemi bene, che fanno buoni prodotti, è pensare che ci scelgono perché facciamo buoni prodotti. In realtà il fare buon prodotto è la base. La seconda è comunicare perché i nostri clienti ritengono che il nostro prodotto sia buono. Perché in comunicazione vince chi comunica meglio la bontà del suo prodotto. Io non so, me lo sono sempre posto questa domanda, se i prodotti della Apple, parlo di un'azienda da 2 trilioni, sono i migliori. Però so che la comunicazione della Apple è la migliore che c'è al mondo. Io non so se le scarpe della Nike sono le migliori. Ogni tanto le guardo e dico, bah, sono proprio così convinto. Però so che la comunicazione della Nike in termini di branding è eccellente. Ora, quello che vi invito di cuore a fare è, se ci credete davvero nella bontà del vostro prodotto, dovete farmi questo sforzo. Katie mi guarda, perché io ormai penso che io lo dico, ci siamo sentiti ieri sera, gliel'ho detto anche ieri sera, le ho detto, Katie, se tu credi che questa cosa sia importante, devi comunicarlo a voce alta. Questo lo dico anche a tutti gli enti no profit. Quando tu fai qualcosa di importante, sapete chi sono gli enti che ricevono più donazioni? Quelli che comunicano di più. Io tutti gli anni faccio donazioni a Save the Children. Poi un giorno mi sono seduto e ho detto, scusa, ma perché Save the Children e non altri? Mi sono posto questa domanda. E la risposta è perché Save the Children mi manda una comunicazione ogni 3 mesi. Mi manda la fotografia del bambino che ho adottato a distanza. Mi fa vedere come cresce questo bambino. Mi dice che quest'anno è andato a scuola, che ha fatto questo sport, che grazie a questo è riuscito a fare questo. E il giorno del mio compleanno mi scrive dicendo ti ringraziamo per aver aiutato questo bambino. Se ti fanno dei regali puoi anche dirgli che possono farci le donazioni, potremo aiutare altri bambini. Ogni tanto mi siedo e dico, ma davvero Save the Children è l'unica che fa volontariato? Non ci posso credere. Ma la grande sfida è che quando credi in qualcosa devi anche credere nel comunicare questa cosa. Bisogna, in un mondo che è sovraccaricato di comunicazione, tecnicamente all'università diciamo share of voice, share of market, cioè chi ha tante azioni, quindi comanda il mercato, chi ha un volume più alto si fa sentire. Barilla tutti sappiamo chi è, giusto? Ma Barilla è il miglior marco davvero di pasta? Non lo so.
Però Barilla per anni ha fatto un lavoro di marketing o branding. Tutti e due. Ha messo il prodotto sul mercato e ci ha detto dove c'è famiglia, c'è casa, c'è Barilla. Barilla è la pasta della famiglia. Quindi ha fatto un lavoro di associazione, Mulino Bianco, che è sempre la stessa azienda tra l'altro, però in comunicazione suonava meglio Mulino Bianco. Mulino ti ricorda qualcosa, Bianco. E questi marchi, e noi nelle piccole aziende italiane, nelle medie aziende italiane dobbiamo fare questo sforzo, dobbiamo capire che le persone hanno bisogno di motivazione del perché devono scegliere noi. E se vogliamo essere scelti maggiormente, dobbiamo farci conoscere maggiormente. Il mantra che voi avete quando lavorate in un'organizzazione come negli Stati Uniti, io ho avuto l'occasione di lavorare tanti anni nella Silicon Valley, è questo mantra che vi ho messo qui. Tu devi creare, comunicare e far crescere il tuo brand, perché è il motivo per cui ti scelgono. Ora, riduco un po' il mio intervento perché voglio restare nei tempi perfetti. Quindi vado avanti e vi metto alcuni elementi importanti su come fare un brand. Questo, ad esempio, pochi lo sanno, ma Apple, che è una grandissima azienda, non fa fare il suo brand all'interno, ma lo fa fare una piccola agenzia esterna che si chiama Duarte, che è specializzata nel fare questa cosa. Voi a Duarte portate il prodotto, voi avete fatto il meglio possibile, giusto? Avete fatto il prodotto possibile migliore, può essere un iPhone, può essere un Apple Watch, e dite a Duarte, tu adesso devi farmi il branding, cioè devi costruire una comunicazione tale per cui tra i diversi prodotti viene scelto il nostro. Ve ne faccio un esempio, vado veloce, Google è uguale ovviamente, vado un po' più veloce così resto nei tempi, ma voglio darvi degli elementi importanti. Allora, andiamo qui. Questo è il prodotto. Prendiamo l'Apple Watch, ok? È l'unico prodotto che c'è sul mercato. Ci guardavo in questi giorni. Quanti simili Apple Watch ci sono? Un'infinità, forse anche meglio dell'Apple Watch. Garmin, ce ne sono di marchi, giusto? Però guardate questa operazione di branding. Non ti dicono scegli questo orologio perché ti dà queste caratteristiche. Ti dicono che cosa ottieni di importante grazie a quell'orologio. Quando tu fai una comunicazione in cui dici non stai comprando un orologio, non stai comprando uno smartwatch, stai lavorando sulla tua salute. Il branding è più psicologico che operativo. Il branding significa dare una spiegazione al cervello di che cosa ottiene grazie al nostro prodotto. Ora faccio il corso di psicologia della motivazione più veloce del mondo, spero di non essere radiato dall'albo, ok? Perché tanta fatica per entrarci, però sono sempre in bilico. Ci sono solo 2 motivi per cui gli esseri umani scelgono qualcosa. Sapete quali sono? 2. Numero 1, raggiungere un obiettivo. Per arrivare là, compro questo. Numero 2, che è il più importante nelle motivazioni umane, allontanarsi da un problema. Quindi ogni volta che noi vogliamo fare una comunicazione efficace, dobbiamo spiegare alle persone, comprando questo telecomando, quello che ottieni è questo, quello che eviti è quest'altro. Cioè la leva motivazionale all'azione, in inglese viene chiamata moving toward, cioè prendo questo per andare verso, raggiungere obiettivi, moving away from. La leva che è più importante nel branding è spiegare quali problemi voi risolvete. Sempre uno dei miei insegnanti, vi ricordate quello dove vai a pescare dove sono i pesci? Io dovevo fare il lancio, era uscito il mio libro, parliamo di quasi 20 anni fa, negli Stati Uniti. E per me era una cosa importantissima, quindi ho detto prendo il migliore, prendo il numero 1, Joe Roberts. Vado da lui e dico Joe, io devo uscire con questo libro, questo è il mio prodotto, aiutami a fare branding. Lui mi guarda, tra l'altro, poraccio ci sente anche pochissimo, perché lui era stato uno dei disc jockey più importanti in termini di speaker,
Poi un giorno un tecnico del suono ha schiacciato il tasto sbagliato, lui aveva le cuffie e è diventato sordo. Quindi non è più riuscito a fare lo speaker e si è dedicato a aiutare le persone a comunicare quella che è la loro visione. Mi ha insegnato sta frase che ve la voglio condividere perché mi aiuta tutti i giorni, l'ho fatta stamattina, l'ho fatta alle 11, in pausa pranzo e prima di entrare qui a diverse persone. E la domanda è, what is, che cos'è? The problem, you are the solution to. Qual è il problema a cui tu sei la soluzione? Qual è il problema che il tuo prodotto risolve? Qual è il problema che il tuo servizio risolve? Qual è il problema che io ti permetto di evitare? Perché ci sono solo due leve motivazionali. Evitare problemi e risolvere problemi e andare verso gli obiettivi. Ora, quando facciamo branding, quello che noi dobbiamo cercare di fare è far capire alle persone cosa ottengono grazie a noi e che problemi evitano grazie a noi. Se andate a guardarvi le pubblicità che funzionano maggiormente, di prodotti, parlo di prodotti in questo caso, ti dicono, hai questo problema? Anzi, segnatevi questo, ma mentalmente intanto, hai visto che non avete carta e penna. Lo schema è questo. Problema, azione tramite il vostro prodotto o servizio, soluzione. Questa è l'essenza del branding. Hai questo problema? Utilizzando questa bottiglia, questo coso, questo, quest'altro, eviti o risolvi il problema. Questo è lo schema quando mi dicono come faccio a fare un video YouTube per un'azienda B2B? Poniti la domanda, quale problema risolve o evita questo prodotto? E fai un video in cui dici, pubblico target, hai questo problema? O vuoi evitare questo problema? Utilizzando o comprando questa cosa, eviti questo problema o riduci le probabilità che questo problema ci siano. Sempre comunicazione trasparente e onesta. Ma la struttura del branding è spiegare quali problemi tu risolvi o eviti al pubblico target. 7 minuti, vado in sintesi ancora. Quali sono le componenti base del branding? Numero 1, l'abbiamo già detto, è identificare esattamente il pubblico target. I budget vengono bruciati quando viene fatta una comunicazione chiamata a pioggia, cioè cade in testa a tutti. Quando uno mi dice sto pensando di fare uno spot su Canale 5, dico mamma mia, aspetta un secondo, perché è molto vasto, giusto? Costa un botto, ma è molto vasto. E allora gli dico, prima di spendere soldi, fate questa analisi, proprio le domande ve l'ho scritte. Chi è che trae il maggior beneficio dal tuo prodotto o servizio? Dobbiamo andare a, tecnicamente viene chiamata, segmentare, targetizzare il pubblico. Chi ha il problema che il tuo prodotto o servizio risolve? Quando ho fatto questo, voi mi dite, ok, ho capito il primo elemento, va bene, dobbiamo andare al secondo. Il secondo è, o siete in regime di monopolio, oppure saranno incerti. Vado là o quell'altro, scelgo questo, scelgo quest'altro. La parola chiave nel branding viene chiamata, anche nel marketing, viene chiamata differenziazione. Io ogni volta che entro in un sito di internet, leggo una brochure, vado in uno stand, dovrei trovare una frase o alcune frasi che dicono questo è il modo diverso rispetto a ciò che c'è con cui noi risolviamo questo problema. Queste sono le nostre unicità, queste sono le nostre caratteristiche peculiari. La differenziazione è un messaggio che dice questo è il motivo perché devi scegliere noi. Perché ti diamo un'assistenza di questo tipo, ti diamo questa garanzia, perché abbiamo questa stabilità, perché abbiamo questo... Ci siamo su questo elemento? Quindi quando si compone, probabilmente questo vinco il premio di velocità, un intervento sul branding, ma quando si compone un branding è pubblico target, differenziazione. E questa differenziazione la trovate, se andate a vedervi tutte queste strutture, queste sono strutture che stanno emergendo a livello mondiale, ognuna di loro ti dice perché scegliere loro rispetto a altre. E qui io vi ho fatto una sintesi operativa perché Alessandro Trentin
sa benissimo che cerco sempre di lasciare qualcosa su cui lavorare tomorrow, cioè domani. Domani mattina, quando tornate in azienda, andate a dire su ogni punto di contatto, cioè su un sito di internet, su una brochure, sul nostro Facebook, sul nostro Instagram, sul nostro YouTube, sul nostro LinkedIn, si capisce subito che benefici ottiene e che problemi aiutiamo a risolvere? Si capisce, quindi, benefici? Si capisce in cosa noi siamo diversi dagli altri? Esempio, questo qui è un esempio che mi ha fatto un'azienda piccola in Lombardia. Mi dice, sì, però io sono più debole rispetto a una grande multinazionale. E io ho detto, ok, sei più debole in che cosa? In questo, questo e questo. Io ho detto, ok, e in che cosa sei forte? E mi ha detto, la forza nostra è la flessibilità, perché essendo più piccoli riusciamo a dare delle risposte di personalizzazione. E ho detto, amore mio, questa si chiama differenziazione. Adesso questa noi la scriviamo bene e la mettiamo in home page del sito. C'è scritto il nome dell'azienda, cosa fanno e i loro elementi. Ci serve qualcuno che sia flessibile, che riesca a fare delle personalizzazioni? Sì, ti stai creando uno spazio di mercato, anche se sei un'azienda piccola. Quindi non c'è un difetto di essere grandi o di essere piccoli. C'è una scelta di credere in quello che fai, di comunicarlo alzando il volume e di marcare degli elementi molto chiari di comunicazione che dicono: questi sono i benefici che ottieni lavorando con noi, questi sono i problemi che risolvi lavorando con noi. Questo è quello che ci rende diversi dagli altri. La differenziazione. E poi l'ultimo, ricordatevi, ma sempre importante, è il pubblico target. Io mi sto rivolgendo a te perché? Perché noi siamo quelli che ti possono dare degli strumenti precisi. Quando noi riusciamo a combinare questi elementi e a metterli in ogni nostra forma di comunicazione, allora stiamo facendo un lavoro di branding. Per me è stato un piacere, mi auguro di avervi dato degli spunti di riflessione questa sera. Grazie e buona serata. Sono mutata? No, non sono mutata. Alessio, grazie. Ocio. 19:29, un minuto. Fategli un altro applauso, per favore. Grazie, grazie. Allora, ci vediamo dopo. Ricordo che c'è il desk di Unicomunicazione proprio per questo. Tra pochissimi minuti, siamo in conclusione, ci ritroviamo in ingresso per un brindisi e per fare 2 chiacchiere, così Alessio può procedere, può continuare a raccontarvi. Allora, gli ultimi 2 interventi, non andate via, vi prego, mancano solo pochissimi minuti. Allora, Domenico, vieni sul palco con me, così anticipiamo velocissimi tempi. Domenico Galia, tocca a te. Giusto? Non sto sbagliando, no? Tocca a te. Abbiamo te e Katy Panni. Giusto? Perché dovevi essere prima, e invece adesso vieni su con me, dai. Allora, vi presento Domenico Galia, anche lui membro di giunta, che ci racconta in pochissimi minuti la candidatura Rete Innovativa Regionale, e sei il presidente di Confimindustria Digitale, corretto? Yes. Fantastico. Signore e signori, buon pomeriggio, ma credo ormai quasi sera. Rappresento a livello nazionale circa 600 imprese del settore digitale e nel corso della mia lunga esperienza imprenditoriale non sono mai stato così preoccupato come in questi ultimi mesi a causa dell'avvento di nuove tecnologie dirompenti come blockchain, realtà virtuale e aumentata, metaverso e in particolare intelligenza artificiale. L'evoluzione degli indici di borsa fornisce sempre utili spunti per comprendere le trasformazioni in atto nell'economia e nelle imprese e, rispetto ai primi anni 2000, oggi i protagonisti non sono più banche, farmaceutici, supermercati e beni di largo consumo. La lista è dominata da grandi attori della tecnologia digitale che occupano 7 delle 10 prime posizioni. Oggi
ChatGPT, di cui tutti abbiamo sentito parlare, compie 1 anno ed è in continua evoluzione con versioni sempre più potenti. Ieri sul quotidiano La Stampa è stata pubblicata un'intervista sul salario minimo, fatta all'avatar dell'ex presidente della Repubblica Luigi Einaudi, deceduto nel 1961. Vi invito a ricercarla sul web e a leggervela e vi renderete conto di quanto sembra veritiera e attuale. Queste tecnologie che si evolvono in maniera esponenziale coinvolgeranno tutti i settori, nessuno escluso, e saranno ancora più pervasive di quanto lo sono state Internet e Industria 4.0 che, se non affrontate con la dovuta consapevolezza e preparazione, rischiano di produrre un impatto negativo sulla nostra società peggiore di quello causato dalla recente pandemia da Covid-19. Da sempre l'innovazione per l'impresa è fondamentale per la sua sopravvivenza e pertanto le imprese devono continuare a innovare. Oggi però il livello di sfida è molto più arduo, tant'è che sarà sempre più difficile classificare il tipo di rivoluzione industriale. Oggi si parla della 5.0, ma quali fattori determineranno la 6.0, la 7.0, data la velocità con la quale avvengono i cambiamenti? Oggi la competizione è fatta sempre più di persone che interagiscono con macchine e pertanto la capacità di una persona di lavorare con le macchine insieme all'aiuto di un assistente digitale, il cosiddetto copilota, diventa fondamentale per essere competitivi nell'immediato futuro. Le transizioni digitali ed ecologica rappresentano una discontinuità che offre grande opportunità di sviluppo e di crescita. Per coglierle però è necessario che il digitale non venga più considerato una tecnologia accessoria, spesso utilizzata per realizzare siti internet, app o vendere online. Deve diventare uno strumento strategico e centrale ed è pertanto necessario creare un modello di impresa mettendo al centro i dati. Serve una visione, una pianificazione strategica. Il confronto in questa assemblea di oggi riguarda anche il ruolo dell'Europa e a tal proposito lo scorso 17 novembre a Bruxelles ho partecipato alla riunione del Comitato per il dialogo sociale del settore ICT e telecomunicazioni, dove sono rappresentati le parti datoriali e sindacali. Io partecipo a questo comitato in rappresentanza della European Digital SME Alliance, che rappresenta circa 45.000 imprese del settore digitale in diversi paesi europei, e i temi che vengono trattati da questo comitato sono sempre proposti da grandi società, Deutsche Telekom, Orange, TIM. Quindi in Europa tutt'oggi le piccole imprese non sono ancora considerate o lo sono troppo poco. Ritengo pertanto che un'attenzione particolare debba essere rivolta verso le PMI, in quanto l'imprenditore di una piccola azienda, e sottolineo, l'imprenditore di una piccola azienda e non un piccolo imprenditore, è obbligato per gestire al meglio la propria attività ad avere tutta una serie di competenze che gli imprenditori di una grande azienda possono delegare ad altri. Deve occuparsi dell'amministrazione, della parte commerciale, della gestione del personale, dei clienti, dei fornitori, dei rapporti con le banche e ovviamente anche della produzione. Tutto ciò ovviamente oberato anche da un eccesso di burocrazia. Di conseguenza l'imprenditore di una piccola azienda non riesce a trovare il tempo per affrontare tematiche così complesse che, per mancanza di consapevolezza, spesso non ritiene prioritarie. Inoltre, come ben sapete, stiamo attraversando un periodo storico a dir poco complicato e incerto dal punto di vista geopolitico. Pertanto, le associazioni datoriali che noi rappresentiamo, con le altre parti sociali, in uno scenario sempre più complesso, svolgono un ruolo che è fondamentale per aiutare le imprese ad affrontare questo cambiamento epocale e lo devono fare con grande senso di responsabilità insieme alla politica ed è per questo che Confindustria Veneto, in stretta collaborazione con l'associazione Veneti nel Mondo,
e con il mondo accademico e della ricerca, ha deciso di impegnarsi in un nuovo ambizioso progetto che prevede la proposta di riconoscimento di una nuova rete innovativa regionale, per affrontare questa difficile sfida che non si può affrontare da soli. Per l'attuazione e il coordinamento di tale progetto è stata costituita una rete di impresa denominata PMI 4.0, l'acronimo PMI in questo caso sta per Progetto Manifattura Italiana 4.0, e la nuova RIR si propone di costituire una task force e di strutturarsi come un laboratorio aperto alle collaborazioni per fare che cosa? Accrescere in primis la consapevolezza degli imprenditori e dei propri addetti sul potenziale offerto da queste nuove tecnologie e per aiutarli a prevenire e a proteggersi dai nuovi rischi che ne possono derivare. Accrescere la competitività delle imprese con un focus a quelle di piccole dimensioni, attivando percorsi di ricerca per lo sviluppo di nuovi modelli di business e di comunicazione basati sull'utilizzo dei dati. Formare gli imprenditori e i rispettivi addetti, in quanto ancor prima di incrementare i posti di lavoro dobbiamo preoccuparci di salvaguardare quelli attuali. Sviluppare applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, per esempio per aumentare la sicurezza sui posti di lavoro. Redigere e adottare un codice etico condiviso riguardo l'uso dell'intelligenza artificiale che venga riconosciuto e che assuma un valore simile a quello del rating ESG. Sperimentare in modo concreto le potenzialità offerte da queste nuove tecnologie ancor prima di capire come adottarle, per esempio realizzando con l'ausilio del metaverso industriali i musei di fabbrica per storicizzare e valorizzare la produzione veneta, nonché trasformare in asset strategico il patrimonio culturale e il know-how che le imprese venete esprimono nel corso degli anni, ma che non sempre valorizzano, coinvolgendo anche le imprese dislocate in altre parti del mondo. Quindi valorizzare l'economia della conoscenza del territorio veneto attraverso la riscoperta del patrimonio storico-culturale del mondo produttivo e industriale, anche per consolidare il legame con l'associazione Veneti nel mondo e stimolare anche il turismo delle radici, come ci ha detto prima il dottor Marin, usufruendo degli incentivi che saranno resi disponibili dal nuovo disegno di legge regionale in materia di attrazione investimenti per favorire nuovi insediamenti. Costituire pre-incubatori per mettere a disposizione delle giovani generazioni tali conoscenze, ovvero ambienti prevalentemente virtuali, dove i giovani possano disporre di strumenti e conoscenze con le quali interagire per meglio orientarsi nel mondo delle imprese e del lavoro, nonché per stimolare l'emersione di nuove idee imprenditoriali per favorire l'osmosi tra imprese innovative e imprese tradizionali. Incrementare la sinergia tra il mondo della formazione e quello dell'impresa, promuovendo e disseminando in collaborazione con il mondo dell'istruzione e dei gruppi giovani imprenditori di Confimi Veneto, tali conoscenze presso le scuole attraverso azioni che possano suscitare l'interesse da parte degli studenti e per adottarli tra i modelli formativi. Quindi rendere più attrattive le aziende per i giovani talenti, offrendo ambienti di lavoro performante, processi di crescita professionale e percorsi di formazione continua. Tutto ciò, però, necessita anche di un nuovo modello di relazioni industriali. E infine, accrescere la capacità di accedere a contributi regionali, nazionali ed europei, anche a quelli citati prima dal Ministro Urso, compresi anche quelli del Piano Transizione 5.0. Auspico pertanto che il progetto di Confimindustria Veneto per la costituzione di una nuova rete innovativa regionale ottenga il riconoscimento favorevole da parte della politica regionale affinché possa contribuire alla crescita e all'evoluzione che si merita la nostra regione. Ma da anni sentiamo ripetere che l'Italia è il secondo paese manifatturiero europeo dopo la Germania. Io preferisco evidenziare che l'Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per qualità e questo riconoscimento lo deve soprattutto alla capacità produttiva e creativa delle nostre piccole e medie imprese, alle quali va anche riconosciuto il maggior contributo per la tenuta dello stato sociale del nostro Paese. Venerdì scorso ho partecipato alla sottoscrizione dell'accordo per la coesione tra Governo italiano e Regione del Veneto,
il quale prevede che il Veneto riceverà un contributo di oltre 600 milioni di euro che produrranno un effetto leva di oltre 2 miliardi. Nel concludere il suo intervento, il primo ministro Giorgia Meloni ha affermato testualmente: il Veneto altro non chiede che di essere messo in condizione di correre sempre più velocemente, di lavorare sempre più efficacemente, che per questo rappresenta una locomotiva per l'Italia e che noi vogliamo valorizzare come locomotiva dell'Italia. Mi permetto, per concludere, a mia volta, di attualizzare questa metafora riferita al treno, in quanto sono convinto che il Veneto abbia la capacità e la determinazione per riconfermarsi protagonista in Italia, in Europa e nel mondo, e con l'impegno e il contributo di tutti potrà proseguire la sua corsa non più come locomotiva, ma come il Frecciarossa dell'Italia. Vi ringrazio per l'attenzione. Domenico, grazie. Grazie davvero. Ultima ma non certo di importanza, e conclude l'assemblea di Confimindustria Veneto il presidente di Relazionesimo. La parola a Ketty Panni. Grazie. Benvenuta. Io amerei il gelato se funziona. Sì, Se non certo. sopporto. Ma ci mancherebbe. È acceso? Funziona? Mattia in regia, vediamo un attimo. Prova, Grazie. prova. Ah sì, perfetto. Non amo i blocchi ed avere, non essere in contatto, anche perché insomma l'azienda si chiama Relazionesimo. Grazie, ringrazio Alessandro e ringrazio voi per la pazienza, per essere ancora qui a quest'ora, dopo questo pomeriggio, ad ascoltare me a parlare di Relazionesimo. Però prima di parlare di Relazionesimo e quindi di futuro, perché è l'oggetto dell'assemblea di noi imprenditori e quindi io voglio parlare di futuro, però ho portato un regalo per tutti voi e soprattutto per il presidente Alessandro per questo invito. Se la regia vuole mandare il video.
Questo video, per chi è uscito oggi per la prima volta dalla Basilica Palladiana di Vicenza, dove abbiamo in corso dal 1° di ottobre la mostra sulla proporzione aurea. Cos'è Relazionesimo? Relazionesimo è un'azienda che ha deciso di investire del capitale privato sull'essere umano. L'essere umano che noi consideriamo essere in estinzione prima della Terra. Quindi oggi abbiamo sentito parlare di tante cose, ma non abbiamo parlato dell'essere umano. E noi senza persone non facciamo prodotti, non facciamo azienda, non facciamo Stato, non facciamo comunità. Quindi Relazionesimo è nato per questo 3 anni fa. E questa mostra, e mi ricollego e poi mi rifaccio al futuro e all'argomento di oggi, l'assemblea di oggi, è un viaggio in cui abbiamo preso Pacioli. Cosa ha fatto Pacioli? Lo sapranno i ragionieri come la sottoscritta. Ha messo in ordine nel fine del 1400 dei numeri, ha messo in ordine la partita doppia perché voleva rendere onore agli imprenditori, ai mercanti, a chi lavorava a Venezia. Poi lo faceva dalla Toscana e era un frate francescano e metteva appunto in ordine questi numeri, sistemava quella che poi è diventata la partita doppia, quello che è diventato il nostro bilancio. Però noi nello studio abbiamo scoperto e visto che Pacioli per primo non c'era solo il dare e l'avere o quello che io vorrei chiamare dare per ricevere, ma c'era una terza colonna nella sua partita doppia e che nei miei ricordi di ragioniera c'è una terza colonna anche nei nostri fogli quando erano fatti a mano, che era la colonna del dono, o è la colonna che nella terminologia ESG è la colonna S, chiamiamola S. Qual è il nostro impegno? Allora io ogni tanto dico l'imprenditore deve ritornare ad essere l'imprenditore, avere il ruolo nella società che gli compete ed essere un punto di riferimento per la comunità. La chiamo comunità. Poi noi l'abbiamo chiamata Relazionesimo, in associazione si chiama Rete. Ho sentito parliamo di Rete da tantissimi anni. Quindi questo è il punto da dove parto e da dove appunto questa mostra che abbiamo in essere, che vi invito a visitare se non l'avete visto, dedicata a tutti gli studenti e i ragazzi. Perché noi dobbiamo metterci in relazione con loro, con i ragazzi che sono dal nostro punto di vista, ma penso anche dal vostro, quelli che conoscono alcuni aspetti del mondo, della società, che noi boomers, chiamiamoci boomers perché alla fine poi noi possiamo, con Alessio scherziamo, visto che mi ha nominato un paio di volte, noi diciamo all'interno di Relazionesimo quando pensiamo, sperimentiamo, studiamo, che siamo in bulimia di connessioni ed in anoressia di relazioni. È per quello che poi è nato Relazionesimo, perché questo è alla fine. E quindi poi per tradurre, e mi rifaccio alle imprese, non voglio andare lunghissima perché altrimenti siamo veramente stanchi tutti quanti, vi riporto a quello che è la prima esperienza o il primo prodotto, chiamiamolo prodotto. Ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo ascoltato lungamente. È il prodotto quello che noi abbiamo proposto l'anno scorso e che noi imprenditori abbiamo questa necessità, che è quella di raccontarci. Perché se mi permettete il verbo, ci nascondiamo spesso dietro al prodotto. Mostriamo il prodotto e poi, come ha detto Alessio prima, non facciamo branding. E allora Relazionesimo vuole aiutare tutti noi a cambiare l'economia perché ha come scopo principale quello di cambiare questo mondo che non ci piace, perché sfido chiunque di voi che alzi la mano a dirmi ci piace questo mondo per come sta andando. Non ne sono molto convinta, credo che le mani di tutti noi rimarrebbero ben abbassate, perché c'è un aspetto fondamentale che è quello che io mi chiedo tutti i giorni: qual è la mia vera ricchezza? Negli ultimi decenni abbiamo fatto economia, abbiamo fatto impresa con un punto principale che era quello dell'accumulo, ma non per l'accumulo per noi, perché siamo imprenditori che non accumulano per noi, ma poi per l'investimento, l'ultima macchina, l'ultimo capannone, chiediamo le strade. Ma poi quando analizziamo il bilancio ci danno, per questo che poi siamo partiti da Pacioli, un'indicazione chiara: la persona non è a stato patrimoniale, non è ad investimento, ma è solo a costo.
Quindi sfido chiunque che gli venga la voglia di dire aspetta un attimo che faccio un investimento oltre sulla persona, sulle persone che poi sono il vero nostro capitale. E questa è la provocazione che noi ci facciamo quotidianamente nel nostro sperimentare, perché il relazionesimo vuole veramente cambiare il futuro, che è l'oggetto, ripeto, di questa assemblea, e lo vuole fare con i giovani, sperimentando, perché i giovani hanno due cose che noi stiamo scoprendo molto importanti. Uno, conoscono il valore del tempo, cosa che noi ci siamo dimenticati. Corriamo in questa ruota del criceto in maniera inesorabile, riempiamo il tempo, se anche poi il digitale ci dà una mano a svuotarci del lavoro, perché diamoci questo ruolo che il digitale dovrebbe avere e ha, di svuotarci, di toglierci del lavoro che possiamo noi non fare, ma poi lo riempiamo di altro e non conosciamo più il valore del tempo. E allora ogni tanto io dico doniamoci il tempo per essere felici, uno dei nostri slogan, ma non lo sappiamo gestire, ma i ragazzi lo sanno, e quando dialogo con i ragazzi loro lo sanno benissimo e ti dicono, te lo traducono in una maniera che a noi dà un po' fastidio, voglio farlo smart working, ma una traduzione perché non sanno come tradurlo nel linguaggio di noi adulti, quindi lo traducono così, ma non è questo, perché hanno un altro secondo valore che noi abbiamo perso, che è il valore della vera ricchezza. La mia vera ricchezza è 1 il tempo, 2 la famiglia, 3 la salute. Lo sappiamo tutti, lo diciamo tutti, poi lavoriamo tantissimo senza preservare la salute, dedichiamo il tempo giusto alla famiglia e quindi qual è la ricchezza davvero? Loro lo sanno e te lo dicono e hanno delle capacità innate, lo traduco io, non sono una neuroscienziata, assolutamente non ho fatto studi di questo genere, hanno però innato questa capacità di tradurci, di stimolarci su quella che è davvero la vera ricchezza. E quindi i tavoli rotondi che noi stiamo cercando di intraprendere e che suggerisco con voi, imprenditori che rappresentate questa importante associazione, di dialogare con loro, perché loro hanno già in tasca, in mano, delle capacità di elaborazione, di visione, che noi possiamo aiutare a mettere a terra, a progettare, data dalla nostra conoscenza, perché poi nella nostra conoscenza che viene dall'esperienza poi ci dà questa consapevolezza. Quindi poi gli ultimi 2 minuti, relazionesimo Expo, non sono partite, non importa, non servono le diapositive. Abbiamo fatto un'esperienza l'anno scorso e vorremmo riproporla poi l'anno prossimo. Cos'è relazionesimo Expo? È un rendere tangibile l'intangibile, è un raccontare quello che sono i bilanci di sostenibilità, i repo integrati. Nel repo integrato la Comunità Europea ci sta chiedendo di indicare tutti quelli che sono i nostri valori intangibili, da cosa è fatta la società, perché ha un valore per renderlo importante. Però se noi lo diamo a quella che io chiamo la regione statuto autonomo, che è l'ufficio amministrativo, dire ok, guarda che ci chiedono questa cosa qua, me lo fai e me lo consegni, arrivano ad essere come i report, i bilanci di sostenibilità delle quotate che sono in caratteri dorati, alti 250 pagine che nessuno legge. Primo di tutti gli amministratori delegati delle quotate, perché è talmente tanta roba fatta da KPMG, da Press, da chi volete, l'importante è che non vengano a disturbare all'interno dell'azienda. Lo dico per esperienza, per quello che era il mio precedente lavoro. Però poi se io voglio toccare con mano e capire quali sono le mie visioni, perché noi imprenditori dobbiamo avere visione, e oggi il mondo corre talmente veloce che la mattina fai cioccolatini e pomeriggio devi fare caramelle. E devi essere in grado di farle e di avere tutti gli strumenti per farle. Il repo integrato questo è. Racconto chi sono, dove sono, qual è il mio valore nella comunità, con chi sono in relazione nella comunità e lo esprimo. E quindi diventa branding, perché il repo integrato è uno dei maggiori strumenti di branding. Le grandi multinazionali te lo chiedono, perché sanno, perché ti hanno già valutato senza bisogno di venirti a fare i report. Però allora l'Expo è la nostra voglia, idea, di essere strumento per cambiare questo mondo attraverso l'economia, rendendolo tangibile, raccontandoci con gli occhi dei ragazzi, quindi mettere in relazione i ragazzi delle scuole con le imprese e chiedere ai ragazzi di raccontare quello che vedono all'interno delle nostre imprese, all'interno delle nostre aziende, e lì fare relazione, fare crescita, fare condivisione. Questo è rendere davvero, toccare con mano quella che è la grande ricchezza che abbiamo noi dietro le nostre aziende e che nella quotidianità diamo per scontato, soprattutto noi veneti. Diamo veramente per scontato
quelle che noi... sono delle piccole cose, ma l'ha detto prima il professore dalla Germania. E qui apro una parentesi. Io ho chiesto una volta a quello che era il mio più grosso cliente, ed era un tedesco. Gli ho chiesto, ma scusa, mi dici perché tu hai spostato 2/3 del tuo fatturato da un'azienda tedesca ad un'azienda italiana? E lui mi ha risposto, perché voi italiani avete la risposta, la soluzione e la velocità che noi tedeschi non abbiamo. Ed è stata un rendere tangibile l'intangibile. Non mi ha detto che il prodotto era più bello, più corto, più economico. Lui mi ha detto che voi italiani rappresentate A, B, C, che è quello che poi raccontiamo nel fare branding. Quindi Relazionesimo, e chiudo, ha questo obiettivo: lavorare con i ragazzi, lavorare con le imprese, lavorare con la comunità del terzo settore, con la polis, con l'amministrazione, mettere tutti insieme, far da collante, far da apripista, da sperimentatore, perché dobbiamo sperimentare delle soluzioni nuove per cambiare davvero questo mondo, perché oggi, com'è, non ci permette di avere una garanzia di ricchezza. Io intendo la ricchezza vera, che è data dal poter uscire a fare una passeggiata, dal poter non sentire più una dicotomia che sento in questi giorni, noi imprenditori che diciamo non troviamo ragazzi, e ragazzi che mi dicono vado all'estero perché non trovo lavoro, c'è qualcosa che non torna. E dal mio punto di vista, dal nostro osservatorio, quello che non torna è che noi aziende non ci sappiamo raccontare, che la bellezza dei nostri territori è data per scontata, e quindi ai ragazzi non gli piace più rimanere qui. Però ai ragazzi non gli piace più rimanere qui quando abitiamo nel posto più bello del mondo, che ci stanno venendo a comprare, tra virgolette, perché mi rabbrividisco ogni volta che scrivono hanno fatto un accordo con gli paesi arabi perché vengono a fare gli investimenti. Aspetta un attimo, noi teniamo i conti correnti pieni e poi facciamo gli accordi con i paesi arabi. Compriamoci, teniamoci la nostra Italia, che è il paese più bello del mondo. Rendiamoci conto che possiamo essere la prima potenza mondiale e rendiamoci conto che lo possiamo fare con la nostra capacità di relazione, con la nostra capacità di metterci intorno a un tavolo e di avere degli obiettivi chiari rispetto alla ricchezza vera, che è quella di vivere, di stare in un paese così bello. Grazie. Grazie. Ketty, grazie mille. È stato davvero illuminante. Chi è che è andato a vedere la mostra in Basilica? Una? Due? Chi è che ci andrà domani? Bravi. Ketty, ti ringrazio. Giacomo? Oh. Grazie, grazie. Allora, siamo praticamente alla fine. Alessandro, dove? Ah, sei qui. Ok. Abbiamo l'ultimo sketch, l'ultimo saluto, l'ultimo video. Ah, Madonna, pensavo fosse partito il video, invece sono io. Non so se funziona. Sì, funziona. Funziona? Scusa, ti tocco, posso toccarti? Ecco, adesso sei smutato. Ah. Non smutato. Si vede che non metto il microfono spesso. Ok, abbiamo l'ultimo video prima di salutarvi, che durerà 30 nanosecondi, promesso, giuro. Ah, sì. Poi sì, esatto. E poi vi ricordo che in ingresso abbiamo un piccolo rinfresco per continuare a chiacchierare e stare un po' insieme, fare l'ultimo brindisi. Potete uscire sia dalla parte destra che dalla parte di sinistra, quindi vediamo il video e poi andiamo a berci un bicchiere di vino. Regia?
Siamo arrivati in fondo e non voglio dimenticarmi di fare l'ultimo ringraziamento, che è più che dovuto e doveroso, e mi fa piacere farlo, per Raimondo in regia, Sì. che ha curato... Raimondo Riu. Raimondo Riu, anche lui è associato... Squadra. Esatto, una squadra meravigliosa, anche lui è associato con Fimi. Vi ringrazio per essere stati qui. Alessandro, che dire? Io voglio ringraziare Maria Chiara, che ne dite? Gli facciamo un applauso. Sei stata bravissima, Grazie, bravissima. Per te è un piccolo omaggio. Grazie, grazie mille. Io volevo grazie, ringraziare tutti voi che siete rimasti, siete chi rimane alla fine di solito, voglio dire, è chi ci ha messo più impegno, e quindi vi faccio una domanda. Siccome abbiamo ricevuto qualche piccola critica sulla durata dell'assemblea, su tanti eventi che si sono succeduti, effettivamente è stato un esperimento, quindi d'altra parte la nostra confederazione è nuova, nel senso è giovane, e quindi qualche lavoro di tuning può essere fatto. Ma in termini generali, vi è piaciuto o no? Allora sentiamo un applauso. Grazie. Dai, Grazie. vieni, fai una foto con me. Vieni qua, Anche fai la una foto. Dove- Vai. Presidente a vita. Ah, mi abbracci addirittura. Dai, sì, abbraccia. No, si vedono le mani. Grazie, Grazie, grazie a tutti. grazie. Vi aspettiamo in foyer.